Vi ho svegliato bene anche questa mattina, direi proprio di sì, non ci resta altro che svegliarci bene con una buona musica, perché poi come usciamo e apriamo la porta succede il degheio, il Far West, come dice Mirella. Ieri un avvocato mi ha detto non dica questo nome per carità, ma ho sentito ieri sera sui nostri telegiornali che più di qualche cittadino lo sta usando, perché proprio siamo nel Far West, ti uccidono per strada, non sai neanche perché, ti arriva coltellata alle spalle, ti sparano, ti ammazzano, non puoi difenderti in casa, perché se ti difendi ma non miri bene la distanza, come sei messo, se davanti, dietro, dal lato, legittima difesa, ciao. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti graditissimi. Abbiamo un penalista, l'avvocato Stefano Tigani, che ringrazio. Buongiorno avvocato, che piacere rivederla. Buongiorno, grazie, è un piacere anche per me. Purtroppo potrò trattenermi una mezz'oretta. Sì, lo so avvocato, tranquillo, infatti le darò la parola per primo. Poi saluto anche un altro avvocato, un'avvocata, Angela Gargano, avvocata da Salerno Sicurezza Stradale. Eccola qua, buongiorno avvocata, grazie anche a lei di essere qui. Bene, e saluto anche Franco Marcuzzo, segretario generale CISL di Belluno. Grazie anche a Franco Marcuzzo. Allora, iniziamo dall'avvocato Tigani. Penelope, naturalmente, persone scomparse, mi sembra che in questo periodo poi ne abbiamo viste e sentite parecchie. Cosa sta succedendo? Vediamo anche questa foto di questo ragazzo, so che lei ci tiene in particolar modo a parlare di Matteo Vendramin. Ecco, allora avvocato, cosa vede dal suo importante osservatorio? Siamo andati una buona parte delle persone fuori di testa per tanti motivi, non si capisce più dove andare a parare, se sei anche in condizioni molto precarie bisogna capire se hai una famiglia vicino, chi ti sostiene, se hai dei punti di riferimento, se no arriva la solitudine, la depressione e non ne andiamo più fuori. Prego avvocato Tigani. Grazie. Quando parliamo di persone scomparse, parliamo di un fenomeno che ha diversi punti di approccio, diversi punti di analisi, no? Perché la scomparsa poi non nasconde spesso, per fortuna, solo il femminicidio, l'omicidio o il fatto delittuoso, insomma, a monte, ma molto spesso è frutto di altre circostanze, ad esempio le malattie mentali, oppure, come diceva lei giustamente adesso, anche questioni di emarginazione, di difficoltà personale che portano la persona a non fare più ritorno a casa, cosa che non è assimilabile, però non va confusa con l'allontanamento volontario, perché questo è un punto sul quale io, l'associazione Penelope, il nostro presidente Gentile e la presidente del Veneto Ferrari ci battiamo da tempo. L'allontanamento volontario è una cosa, il non ritorno presso la propria abitazione è un'altra cosa, e anche se può dipendere, molto spesso lo vediamo nelle denunce di scomparsa, che sono dei ciclostili di fatto, può venire indicato come allontanamento volontario, questa volontarietà consapevole molto spesso non c'è. Perché? Perché dipende da fattori. Possiamo immaginare di dire un minore scomparso volontariamente, un minore di 16 anni scomparso volontariamente, che giuridicamente non ci sta proprio, no? Una persona che è malata di Alzheimer può essere una persona tossicodipendente che ha, insomma, tutte queste situazioni devono essere affrontate in maniera completamente diversa. Tantissimo dal 2012 a oggi si è fatto, lo vediamo, è sempre, ormai diciamo, almeno a me personalmente non è più capitato di sentirmi dire ci hanno mandati via dalla caserma dicendo torna tra 48 ore, perché questo succedeva. E questo è un gran passo in avanti, un gran balzo in avanti. C'è sempre più specializzazione delle forze dell'ordine, c'è il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse che è sempre più dettagliato, quello presso le prefetture che ben conoscete, c'è sempre maggiore formazione, c'è necessità secondo noi è la realtà, di maggiori fondi che vanno investiti in questa direzione, però siamo in una fase sicuramente migliore rispetto a quella di prima. Dopo
Avvocato, la fermo solo lei... un secondo perché abbiamo Giulia da Venezia al centralino, poi vedremo anche la foto di questo ragazzo, sentiremo anche, ecco, le ultime notizie, ecco, come è possibile sparire nel nulla, nessuno ti vede, nessuno sa dove sei andato, dove sarà questo ragazzo. Abbiamo Giulia da Venezia. Ciao cara Giulia. Sì, Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, io spero che mi perdonerai, ma non mi posso sbagliare, oggi è il tuo compleanno e allora volevo farti tanti e tanti auguri, che sei una persona meravigliosa e con il modo di fare che hai in trasmissione, la tua sincerità, è tutto e ti faccio un abbraccio grande Mirella, ti voglio bene. Cara Ciao Giulia. Mirella, buongiorno a tutti. Guardate, riuscite a commuovermi veramente perché io so che è vero quello che dici, che mi vuoi bene, ma vedi Giulia, io cerco di fare, ieri ad esempio lo racconto, mi ha fermato un operaio per strada, stavo rientrando a piedi dal banco solidale e mi ha abbraccito, ho detto mamma mia, poi dobbiamo stare anche attenti qua, cosa succede? E mi ha detto come Giulia grazie. Ho detto perché mi dice grazie, non la conosco neppure, perché lei è la nostra voce, lei dice le cose che noi pensiamo, che noi sentiamo, ha il coraggio di non girarsi dall'altra parte e di dire la verità su questi cittadini, su queste persone che lavorano, mentre altri chiacchierano, mangiano, bevono, decidono con i nostri soldi di fare cose impossibili che a noi non interessano, lei invece ha il coraggio di dire quello che è. Capite che quando io sento queste cose, dopo trovo anche Francesco da Padova che mi dice che non so niente, ma vabbè, mi pare anche giusto, però capite che quando sento queste parole forse è quello che io voglio fare con questa trasmissione, dire la verità, dire quello che sento, ascoltare le persone, capire quali sono veramente i problemi reali dei cittadini che io incontro tutti i giorni, i giovani, diversamente giovani, le famiglie. Avvocato Tigani, grazie, sai cara Giulia, di cuore, grazie. Avvocato Tigani, ma è possibile che non si riesca? Lei ha detto bisogna investire, l'ha detto appena adesso, ma perché non si investe su quello che serve? E sappiamo la scaletta, cioè la lista della spesa, la sappiamo fare, non è che non la sappiamo fare, eppure mi sembra che i soldi vanno da un'altra parte, ma non sono soldi suoi. Sa cosa penso, avvocato Tigani? Che direi, questi sono i soldi che hai a disposizione comune, provincia, regione, governo. Se fuori e ti indebiti li paghi coi soldi tuoi. Fin là puoi arrivare con questi soldi e spenderli. Se vai oltre li paghi però coi soldi tuoi. Vorrei vedere se ci sarebbe tutto questo spreco di denaro pubblico se iniziassimo a toccare le tasche di queste persone. Scusi avvocato, ma quando ci vuole ci vuole. Prego. Ma intanto posso associarmi agli auguri. Grazie avvocato, grazie. Adesso lancio un grande abbraccio anch'io perché sto grazie, sempre molto bene quando vengo qui da lei. Ma allora io non vorrei fare politica oggi perché questa poi diventa anche una questione, diciamo, amministrativa. Ma la magistratura in politica, avvocato, mi scusi. Adesso con la nuova eligenda giunta regionale magari vedremo di fare qualche ragionamento anche di questo tipo, ma che ci sta tutto ovviamente. Ovvio noi non lo so perché vengono investiti, perché non vengono investiti, dove vanno a finire i soldi, non ne ho la competenza neanche la conoscenza per giudicare questo. Dico che certamente, visto quando abbiamo cominciato ad avere anche personale molto più formato, molto più appassionato nella materia, le cose sono anche tanto migliorate. Poi c'è anche da dire che ci sono tantissime scomparse che rimangono tali. Non lo so se vi ricordate il caso di Florina Simeon, la ragazza scomparsa da Cazzago di Pianiga ormai tanti, ormai nel 2017. Cioè, o Marianna Cendron, per dirla un'altra che mi ricordo bene. Capisce, ci sono dei casi in cui non si è ancora venuti a capo, poi magari arriva il magistrato
nuovo che si appassiona alla vicenda, o il poliziotto nuovo o l'avvocato nuovo che si appassiona ancora di più alla vicenda, e le indagini ripartono, con le nuove tecnologie si trova dell'altro e si arriva a capo della vicenda. È chiaro che però le ricerche, le indagini, gli spunti investigativi noi li possiamo anche suggerire, ma siamo persone, cioè siamo legali dei familiari, siamo familiari, non abbiamo le armi che hanno le procure, che hanno le forze dell'ordine. Noi a loro ci dobbiamo affidare e ci affidiamo con fiducia, ovviamente, però ci sono dei casi che ancora, ahimè, come ben sapete, non sono stati risolti, e uno scomparso non ritrovato è sempre una sconfitta. Questo è inutile anche per Avvocato noi. Tigani, mi scusi se apro questa parentesi, però mi sembra, Avvocato Tigani, che la tecnologia abbia fatto passi da gigante, e l'ho detto anche ai direttori delle RSA, perché noi abbiamo degli orologi, dei braccialetti, abbiamo dei mezzi da mettere a queste persone che, ad esempio, sull'Alzheimer. Ecco, io se avessi un familiare che ha questo problema, la prima cosa che farei, anche se sono segnali piccoli, metterei questo sistema per capire come si muove e dove va. Ma perché non si usa? C'è poca conoscenza, avvocato, perché poi quando spariscono un po', cioè, non si investe su questo, ci sono dei costi, ma perché non si riesce a capire che, come dice lei, la tecnologia ha fatto passi da gigante e dobbiamo puntare anche su questo? Perché io non vedo che facciano queste cose, vedo persone che si allontanano, che non hanno il minimo sistema di capire dove va, neppure sul telefono. Prego, avvocato. No, su questo bisogna fare delle campagne di maggiore sensibilizzazione, questo è evidente. Poi ci sono tutte le questioni che riguardano la privacy, che riguardano tutte queste tecnologie che devono andare a braccetto anche con la questione dei dati sensibili. Bisogna parlarne di più, questo è l'unico modo, secondo me, ma proprio parlarne di più anche a livello di azienda sanitaria, di RSA, come diceva correttamente lei. Noi stessi dovremmo organizzare più incontri su questo punto, ne stiamo facendo. Però è un mare che si deve ancora espandere, ci vuole tanta strada, tanta fatica a uscire dalle zone di comfort in cui noi stessi purtroppo tendiamo per natura umana a rimanere, e questo è l'impegno. Dopodiché, ripeto, una storia come adesso, non so se l'avrete letto o saputo, quel professore che era scomparso nel 2023, che è una storia che sto seguendo io, che si chiamava Walter Figallo, scomparso da Padova, è stato ritrovato, molto probabilmente è lui, l'altro giorno a Padova dopo 2 anni. Mamma mia. Sentiamo come commenta, sentiamo, devo correre che il tempo è tiranno. Andrei anche da Franco Marcuzzo, segretario generale CISL. Allora, segretario, quello che ha sentito cosa dice? Sono problematiche. Intanto mi associo agli auguri. Grazie. Scusa, è una sorpresa stamattina, insomma. Purtroppo non posso tenere nascosto niente con i miei figli. Noi vediamo Mirella sempre più giovane, sempre più pimpante, e compie gli anni anche lei. Quindi auguri. Grazie. Insomma, sono temi, specialmente sull'Alzheimer, sono temi delicati, cioè nel senso che molto spesso a chi capita, a quelle famiglie, alle persone interessate e alle famiglie, è drammatica la cosa. Il pensare all'uso della tecnologia, idee di prima, ma anche a come fare a supportare meglio chi ha questo tipo di problema è un tema forte. Cioè, oggi meno male che c'è molto volontariato che dà una mano alle famiglie per alleviare i centri sollievo che ci sono, l'Anteas, di cui siamo un'organizzazione con cui collaboriamo insieme, ne ha 8 o 10, altrettanti, cioè ce ne saranno. C'è tutto un sistema che sta girando attorno, ma che ancora è insufficiente, per la famiglia quando capita un problema di questo tipo va in crisi. Nel senso che ci serve sempre qualcuno che lo segua, quindi l'utilizzo della tecnologia che serve a monitorare con maggiore sicurezza la persona, ma anche alleviare la famiglia dalla tensione Madonna, dove ho andato, aspetta, sta tensione continua, credo che sarebbe il caso di farci qualche ragionamento. Non è un tema che ho seguito particolarmente, però di come si vive nelle famiglie, questo l'ho visto, essendo io
responsabile un po' per la CISL sia di Treviso che di Belluno dell'area dei pensionati, è una categoria che su questo è la categoria che vede maggiore coinvolgimento, e questo si somma al fatto che i pensionati, mentre una volta fino a qualche anno fa il pensionato era la fortuna, cioè si andava in pensione a 50 anni e quindi il volontariato era volontariato alla grande perché trovava persone disponibili, c'era gente disponibile, pian pianino con l'avanzamento, cioè con il ritardo dell'andare in pensione, con la vita media, con la disorganizzazione, cioè con la ristrutturazione delle famiglie, mettiamolo così, da famiglie grosse di un tempo a famiglie piccole di oggi, e il tema di queste tematiche diventano sempre più importanti, e quindi è faticoso anche trovare volontari che danno una mano. Abbiamo anziani che vivono sempre di più, ma che vivono in condizioni di maggiore precarietà e quindi con più patologie rispetto a prima. Vivono di più ma non meglio dal punto di vista di salute, certo. Perché più anni comporta anche più, abbiamo il problema delle case di riposo. Il 13 faremo un convegno unitario insieme a CGIL, UIL e il Maggior Consiglio, dove tratteremo il tema dell'RSA. Ci stiamo già lavorando, abbiamo messo insieme uffici studi per tentare anche di capire qual è il problema, perché molto spesso noi ci fermiamo, anzi molto spesso sia la politica ma credo anche moltissimo dell'entità sociale fanno ragionamenti di questo tipo dal punto di vista ragionieristico: conviene o non conviene? Poi capitano le cose che dicevi prima, che trovi qualcuno che ti dice grazie, ed è quel grazie che fa la differenza. Quel grazie lo capisce solo chi fa attività come la tua. È capitato anche a me, mi sono occupato di immigrazione a suo tempo, e trovarti di quei grazie che non riesci a capire il perché per te è una cosa normale ed è invece una cosa straordinaria, che dovrebbe essere un grazie a chi fa la politica vera, cioè a chi decide, non a chi dà una mano. Perché se fosse a chi decide, molti di questi problemi li troveremo con più facilità e andremo a soluzione con più facilità. Allora adesso andiamo dall'avvocata Angela Gargano, parleremo anche di sicurezza stradale, queste famiglie che purtroppo sperano, ma la speranza è solo di avere giustizia, perché i loro cari magari non torneranno più, e se ritornano magari con problemi fisici non indifferenti, cambia la vita di una famiglia. Però mi sembra che non ci sia molta attenzione, avvocata. Noi abbiamo cercato di portare avanti ad esempio l'albergo sulle motociclette con firme, siamo arrivati in Europa, però non è un problema, un tema che loro vogliono toccare al momento, non è. Ma come? In Spagna l'hanno fatto, mi sembra, c'è l'albergo obbligatorio, i morti li abbiamo visti anche in questi mesi da gennaio e diciamo solo quest'anno, specialmente giovani in motocicletta, mentre la tecnologia, ed ecco qua, la tecnologia potrebbe salvare oppure anche evitare certe tragedie, ma si va da un'altra parte, perché la politica è impegnata nelle guerre, non c'è nelle armi, guerre, questo è quello che sentiamo ed è devastante per tutti noi. Prego avvocata, cosa ci racconta? Buongiorno Mirella, innanzitutto auguri e grazie per l'invito, è sempre un piacere. Innanzitutto le devo portare i saluti della dottoressa Cassaniti, la presidente della mia associazione, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Che salutiamo, vero avvocata? Che salutiamo. E per ricollegarmi alla sua domanda, io volevo farle un appunto degli ultimi mesi per dire ciò che lei sottolinea spesso, l'interesse, l'attenzione del nostro Stato relativamente proprio ai motocicli va forse nel senso opposto, perché le dirò una cosa che forse non tutti sanno e che io, che sono nel settore, non solo conosco ma non accetto minimamente. Il nostro Stato da qualche mese ci ha dato la possibilità di conseguire la patente di categoria A2 senza sostenere alcun esame, prevedendo esclusivamente un attestato rilasciato dalle autoscuole di aver frequentato un corso di 7 ore di guida. Allora credo non solo che andiamo nel senso di non comprendere quali siano le necessità, ma addirittura andiamo nel senso opposto, perché se ancora diamo la possibilità senza alcun controllo, Mirella, perché il decreto che ha previsto ciò avrebbe previsto un controllo delle ore effettuate presso le autoscuole con un'app che dovrebbe essere data al candidato che si esercita e all'istruttore per dimostrare che in quelle ore sta esercitandosi alla guida.
Quest'app, mi consenta di sorridere, non è ancora pronta, però le patenti vengono rilasciate lo stesso, arrivano a casa. La ringrazio avvocata Quindi le per dico, aver forse detto questo che l'interesse è non si proprio sapeva. contrario. Mi scusi Mi avvocato, scusi, interrompo perché c'è il centralino, abbiamo Maria da Bovolenta, poi continueremo. Vai Maria. Ciao Mirella, tanti auguri sempre del tuo compleanno, tanti cari auguri, un abbraccio forte, forte come che fossi lì. A ogni modo Mirella, tutto bene, lunedì è stato operato mio marito dalla l'anca in ortopedia, è andato tutto abbastanza bene, stamattina pare che lo provino a alzare e cosa vuoi. Io volevo salutare anche i tuoi ospiti e cosa vuoi che ti dica? Allora facciamo una cosa, salutiamo anche Rinaldo che è in ospedale, Maria, salutiamo anche il nostro Rinaldo che è all'ospedale, che ieri ha chiamato, perciò un grande abbraccio anche a Rinaldo, torna presto come il marito di Maria. Grazie Maria cara, veramente grazie, ma veramente siete una roba grande, siete proprio la grande famiglia di Rete Venete, di Sveglia Veneti. Un grande abbraccio Maria, auguri anche per tuo marito. Auguri anche, ecco, ci mancherebbe. Grazie ragazzi, grazie cari. Grazie Maria cara e ciao Rinaldo, mi raccomando guarisci presto. Mi scusi avvocato ma capisce che centralino è così. Prego avvocata, continui pure. E le dicevo, la giustificazione di questo nuovo modo di conseguire la patente è data dal fatto che manca il personale. Ecco perché io le dico, non si pone il giusto accento su quella che è l'importanza della formazione e della educazione alla guida. Non possiamo ritenere che la mancanza di fondi, non possiamo assolutamente giustificare queste cose con la mancanza di fondi, perché i primi fondi vanno investiti per il rispetto della vita. Il rispetto della vita nasce innanzitutto dalla sicurezza stradale che viene data da una giusta formazione ai conducenti. Nella scorsa puntata in cui io sono stata sua ospite abbiamo proprio visto tutti gli equipaggiamenti, ecco l'airbag sui motocicli e quant'altro, in realtà sono lettera morta, ci sono negli altri stati, ma noi facciamo un passo indietro, non un passo avanti. Allora, avvocato Tigani, ecco tante cose che si potrebbero fare, giustamente lei dice speriamo che con la nuova giunta regionale si crei anche un dialogo diverso, lo spero anch'io, tanto e l'ho sempre detto che un po' di aria fresca non fa male a nessuno. Ecco, io punto molto anche sui giovani, li trovo molto preparati. Lei sorride, ma lo dico avvocato, mica problemi io di dire le cose che sento perché le vivo, capisce bene che vivendole posso anche dirle, ma quello che mi rammarica di più è che io da anni dico, per carità, non è un problema il voto, il problema è che vogliamo meritocrazia perché abbiamo le persone giuste, abbiamo le persone preparate, anzi ce le invidiano, quando vanno all'estero non le rimandano più a casa perché sono proprio bravi. Il problema è che le segreterie dei partiti vanno da un'altra parte, poi si lamentano che le persone non vanno a votare, ad esempio sul referendum, avvocato, ma anche ieri ho provato a fare con le persone che incontro, non capisce niente nessuno, ma cosa ci fanno votare Mirella? Non sono neanche d'accordo tra loro che capiscono, ma dove ci informano? Per carità, poi ci saranno persone che si informano, ma la maggioranza dei cittadini è così. Ecco, perché si continua ad andare a parare con quello che costa poi un referendum? Attenzione, perché non è che sia gratis il referendum, sentirete i costi del referendum. Avvocato, invece le cose che interessano, come dice lei, veramente che stanno a cuore i cittadini, che delegano questi politici per fare le cose che servono e poi si va da un'altra parte. Prego, avvocato Tigani. Ma guardi, io sorridevo perché lo sa che la adoro quando fa questo tipo di riflessioni che condivido, cioè la collega che mi ha preceduto ha detto una cosa che non vorrei che passasse così in velocità, molto importante, molto corretta, ma allo stesso tempo drammatica. All'estero ci sono e qua non ci sono, ma io voglio dire, ma perché noi non possiamo avere a volte anche l'umiltà di stare dietro, di capire, di comprendere e di copiare anche. Bravo.
gli esempi virtuosi degli altri paesi. Cioè, quando si parla di sicurezza, adesso il tema era la sicurezza stradale, ma poi la sicurezza delle persone alla fine vanno a braccetto, parliamo, no, la microcriminalità, tutte queste cose qua. Cioè, la sicurezza queste sul sono lavoro, avvocato, le priorità su cui bisogna investire. Io, lei lo sa, sono un modestissimo consigliere comunale presso il mio comune in maggioranza, che è a Milano, e tu ci devi essere per i cittadini, nel piccolo, nel grande, tutto, perché sennò il risultato, e lo vediamo ed è incontrovertibile, è che la gente non va neanche più a votare perché non ha fiducia, e forse tante volte ha ragione di non averla, perché se le risposte non ci sono, uno diciamo noi qua, si smona, no? Possiamo dirlo. È così. Allora sono le persone che fanno la differenza, come dice lei, quelle preparate bisogna valorizzarle, quelle che si impegnano nell'attività politica di partito, di quartiere, di comune, di provincia, di regione, vanno valorizzate, non vanno messe avanti le persone, secondo me, solo per questioni di equilibri politici. Esiste anche questo, ci sta anche questo, ma all'inizio deve esserci la qualità. Se non c'è questo, che io spero che con le nuove elezioni ci sia, come si lavori tanto su questo aspetto, anche se tanto con la precedente giunta, secondo il mio modestissimo parere, si è fatto, ma si può sempre migliorare. Credo che la risposta possa essere poi positiva anche da parte dei cittadini, però il concetto è questo: si deve investire sulla sicurezza delle persone. Senza la salute e la sicurezza non si va da nessuna parte, secondo il mio modestissimo punto di vista, che non sono nessuno, però visto che ho la possibilità mi permetto di dirlo. Fa bene. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella cara. Gabriella? Pronto? Non la sento, dico la regia. Vabbè. Allora, quello che volevo capire invece con Franco Marcuzzo, è cosa si può fare per far capire a questi politici, che non devono essere dei politicanti, ma devono fare il bene del paese, devono fare le cose che servono al paese, anche perché, ripeto, adoperano i soldi pubblici, che sono i soldi nostri. Allora, le cose che sappiamo, lei parla di anziani, di RSA, io li chiamo diversamente giovani, perché io ho dei centenari che è come avessero 50-60 anni, con una mente lucidissima. Il problema è che non vengono ascoltati, neppure dai figli. Ecco, io ho un'anziana che dice: se vengono a mangiare a casa mia sta 2 minuti, mangia e va via. Io avrei bisogno di parlare, di capire, di conoscere, perché queste sono le situazioni, non tutte, ma ci sono. E soprattutto, le liste d'attesa nelle RSA non ne parla nessuno, però i soldi del PNR hanno fatto delle strutture vuote, queste cittadelle, piccole cittadelle della sanità. Non abbiamo il personale da mettere dentro, ma siccome bisognava spendere i soldi, il cemento è quello che ti fa spendere i soldi nella più velocemente di tutto. Però cose che non servono, perché non abbiamo le persone, abbiamo addirittura i medici che non vogliono andare in queste strutture, i medici di famiglia, perché hanno già creato nel loro studio quello che serviva. E poi non ci sono i numeri, e di queste persone in lista d'attesa cosa ne facciamo? Perché le RSA non ci sono, se ci sono non hanno il personale, la popolazione è sempre diversamente giovane. Cosa rispondiamo a queste persone? Ma io credo che ci sia un problema che deriva un po' da un'evoluzione storica di alcune scelte non fatte nel passato, che è quella del numero chiuso in medicina. Cioè, chi come me ha una vita da sindacalista sa che il rapporto contrattuale è sempre basato in base alla domanda e all'offerta, quindi se ho tanti medici e pochi pazienti, chi governa è il paziente; se ho pochi medici e tanti pazienti, chi governa è il medico. E in questa logica un po' da baronia a suo tempo, per cui i pochi medici avrebbero garantito qualità, oggi abbiamo gli studenti universitari che appena neolaureati, senza bisogno di avere grandi, che vanno a dare una mano ai medici di famiglia per tentare di allentare la situazione. E il tema della qualità non si pone più adesso rispetto a prima. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma diciamo che nell'arco di qualche anno ne vediamo un po' gli estremi. Allora, torniamo al discorso degli investimenti. Oggi c'è il PNRR che ha dato grosse possibilità di investimento, quindi ci sono molti investimenti collegati a questi soldi che arrivano, in parte a fondo perduto, in parte a tassi agevolati, per cui si stanno creando queste case di comunità e questi ospedali di comunità, che sono due cose eccezionali, non sono sbagliate come struttura, nel senso che gli ospedali di comunità sono quelli che dovrebbero sostituire un po' in parte l'articolo 2. Io l'ho vissuto con mia madre e vi assicuro che
non è il massimo, insomma, nel senso che vai in una casa di riposo, ti mettono là, servono a tenere la degenza da quando esci dalla cura dell'ospedale a quando la famiglia è in grado di accoglierti, quindi è una fase molto delicata, o sei seguito bene o non. Gli ospedali di comunità hanno questa funzione, quindi farla con più specializzazione, con più. Le case di comunità invece sono quelle strutture che dovrebbero essere intermedie tra l'ospedale e il medico di famiglia, che va bene, cioè vuol dire che tentiamo di portare una serie di servizi qualificati più vicino possibile a dove c'è il bisogno. Il tema vero è che noi oggi abbiamo grandi investimenti in termini strutturali e dopo c'è il problema di chi ci va dentro, insomma, il problema non è tanto di case, è di chi fa cosa rispetto a... oggi mi dicono che c'è una maggiore attenzione, c'è una maggiore propensione alla scelta delle lauree in medicina, infermieristica e il resto. Il problema sarà capire alla fine quante ne arrivano, perché poi uno è iscriversi, l'altro è fare il percorso ed arrivarci. Però ad oggi comunque insufficienti, e comunque quando noi li laureiamo molti di questi vanno all'estero perché trovano condizioni normative di sicurezza, di tranquillità ed economiche migliori rispetto a noi. Ma mi scusi Marcuzzo, i miei ospiti, non mi ricordo se l'avvocato Tigani o l'avvocata Gargano, hanno detto una cosa: basta copiare le cose buone. Ma su questo... Ma perché noi continuiamo a copiare le cose sbagliate? Noi abbiamo copiato i centri commerciali dall'America. In Francia le case di comunità non sono decollate, Marcuzzo, sono state un flop numero 1, e noi abbiamo copiato una cosa che sapevamo già che però dava visibilità, fai vedere che fai, prendi i soldi e dopo? Il problema è che il politico passa e va a casa qualche volta e il problema rimane a noi che paghiamo questi flop. Avvocato Tigani, cosa dice? So che poi ci deve lasciare, perciò do a lei la parola, poi sento anche l'altro avvocato. Cioè non possiamo sempre far finta di niente e lasciar perdere. Prego. Quello che dicevo prima, non c'è nulla di male nell'andare a... Adesso magari copiare l'espressione un pochino più colorita, ma voglio dire, gli esempi virtuosi ci sono, li possiamo vedere, e basta fare delle esperienze. Noi per esempio in comune da noi abbiamo fatto delle cose che stanno funzionando molto bene, il cui spunto abbiamo tratto da altre esperienze amministrative che non hanno nulla a che vedere con la destra o con la sinistra, perché una città certificata non è né di destra né di sinistra, per esempio, no? Ad esempio una città dove ci sono i patti di collaborazione non è né di destra né di sinistra, si tratta della salute delle persone. Ci vuole un po' di umiltà, uscire dalla zona di comfort, lavorare, imboccarsi le maniche, è difficile, è dura, però non ti ordina il medico di candidarti alle elezioni. Se ti candidi alle elezioni e poi vieni eletto devi lavorare, questo è il punto. Credo che sia un concetto che dovrebbe valere un po' per tutti, poi nessuno è perfetto, ci mancherebbe, dobbiamo tutti anche fare i conti con i nostri limiti, però siccome l'unione fa la forza e la forza deve essere quella orientata al benessere della collettività nella quale siamo ricompresi anche noi singoli, credo che il concetto sia talmente banale che forse fa perfino ridere doverne addirittura parlare, discutere, e quindi io resto di questa posizione, ma adesso, visto che vi saluterò, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati, con l'auspicio che poi una volta eletti si impegnino alla grande. Grazie all'avvocato Tigani di essere stato con noi, a Stefano Tigani, penalista, grazie veramente, speriamo di ritrovare questo ragazzo Matteo Vendramin. So che a lei ci tiene molto, avvocato, perché sono veramente delle scomparse molto preoccupanti, guardatelo come si fa a sparire nel nulla, io mi domando, veramente incredibile. Grazie, andiamo in pubblicità, poi torniamo con i nostri ospiti. Siamo con l'avvocato Angela Gargano, penalista, sicurezza stradale. Avvocato, quello che volevo capire è cosa si può fare per far capire a livello europeo, perché dobbiamo battere là, perché in Italia sembra che questa cosa non interessi, basta vedere le ultime riforme che hanno fatto sulla sicurezza stradale. Non è che, sì che Giuseppina Cassaniti, che ringrazio e saluto sempre, ha cercato in tutte le maniere di far capire che è fondamentale una donna che è anche stata
stata ascoltata dai giovani quando è andata in Parlamento, dice delle cose concrete, sensate, ha perso una figlia, sa di cosa si parla, cosa vuol dire sicurezza. Ma perché alla politica non interessa la sicurezza, avvocato? Eppure sono genitori, padri, nonni, madri. Cioè non riesco a capire dove vogliono parare. Vorrei capire se succedesse a loro cosa farebbero, perché veramente è una cosa ignobile sentire che non metto perché non è un tema politico a livello europeo. In Italia non gli interessa, nonostante tutte le firme che avete anche raccolto, tantissime, che noi vi abbiamo anche aiutato. Prego, avvocata. Guardi, mi consenta di dire una cosa. La politica, le istituzioni a livello italiano, a livello europeo cominceranno a capire che cosa si deve fare veramente, semplicemente solamente nel momento in cui metteranno al centro di ogni propria considerazione, di ogni proprio interesse, la persona. Lo slogan di quest'anno dell'associazione, di questa nuova giornata per la vita, è: l'amore per la vita è il nostro obiettivo, è un sogno, facciamone una realtà agendo in sinergia nel territorio. Questa sinergia vuole proprio dire agli enti, alle istituzioni che bisogna fare qualcosa. Lei sa come la dottoressa Cassaniti e l'associazione portano avanti una battaglia relativa soprattutto a quella che è la difesa della persona offesa nel procedimento penale, nel processo penale. Lei sa che la famiglia della vittima non ha alcuna possibilità di agire nel momento in cui vi è una richiesta di non luogo a procedere, per esempio. Nel momento in cui si decide per un'archiviazione di un procedimento, la famiglia della vittima non può fare più nulla, così come la famiglia della vittima non può intervenire eventualmente in un patteggiamento. Ecco, qui dovrebbe intervenire la politica, invece purtroppo per ridurre le lungaggini processuali alla fine si interviene anche questa volta in senso opposto. Per cui io credo che se non comprendiamo che la vita va preservata prima, io sono dell'idea che bisogna prevenire con l'educazione, ma bisogna anche, non voglio dire reprimere, però bisogna dare un segno forte e concreto di controllo. Il controllo può avvenire solo sul territorio, può avvenire solo su strada. Oggi abbiamo pochissimo controllo. Io sono ancorata ad una frase, non so se gliel'avevo già detto, sono ancorata ad una frase di un celebre giurista che è Beccaria, il quale diceva, ed è attualissimo, non l'asperità della sanzione ma la certezza di essa, perché le devo dire, io sono convinta, non parlo di coercizione, parlo di sanzione che possa portare a far comprendere l'importanza di una guida corretta, e per cui ritengo che sia necessario spiegare un maggior numero di uomini sulle strade deputati al controllo dei conducenti. Avvocato, però quello che noi notiamo, e parlavo anche con addetti ai lavori, nel senso persone che fanno guida sicura anche con l'ACI, è una cosa prendere la patente, una cosa è saper guidare. E quello che emerge da queste persone che insegnano a guidare è che le persone non sanno guidare. Non sanno, avere la patente è una cosa, guidare un'altra. Però lei ci ha detto adesso una cosa molto importante che non si sapeva, che è sempre più facile guidare anche senza avere i requisiti, anche patente importante, perché non sanno più che pesci pigliare, mancano le persone. Ma tu non puoi mettere a repentaglio le vite perché mancano persone. Marcuzzo, ma allora la persona alla fine? Allora dico non nominare il Far West, siamo nel Far West, cioè usciamo la mattina e noi sappiamo cosa succederà, perché tanto che problemi ci sono, ognuno fa le proprie leggi, prego. Sì, no, non sono afferrato in materia, quindi rischierei di dire... Ma gira per la strada anche lei, perciò... No, su questo credo che una maggiore attenzione non sia proprio sbagliata, anzi, insomma. Il tema vero, secondo me, deriva dal fatto che le problematiche che noi viviamo e le soluzioni che proviamo anche a intravedere nelle nostre discussioni fanno fatica a bucare il mondo della politica, mettiamola così. Secondo me noi abbiamo fatto, io
ho fatto un grosso errore qualche anno fa, e quindi credo anche molti italiani, quando abbiamo votato a favore dell'eliminazione delle preferenze, perché quella secondo me è una scelta che ci ha portato oggi ad avere oltre il 50% di persone che non vanno più a votare. Perché oggi le persone che noi votiamo non rendono più conto all'elettorato, ma rendono conto a chi li mette in lista, che non siamo noi, ma qualcun altro. È vero che io posso scegliere, ma io posso scegliere tra le persone che tu hai deciso di mettere in lista, e quindi è una democrazia, diciamo, un po' monca. La dimostrazione che il ritornare a riprendere un rapporto con le persone è l'elezione del sindaco di New York. Per la prima volta nella storia prende una barca di voti. E uno fuori, a parte non so se è di destra, di sinistra, è comunista, non me ne frega niente, ha parlato al popolo e il popolo lo ha votato. Cioè le astensioni non ci sono state. Laddove la gente si sente coinvolta e sente che il proprio voto conta, la gente va a votare. Altrimenti queste cose qua non ci sono risposte. Cioè, a tutto ciò che è logico o rientra nell'interesse della politica, altrimenti non si va. Non è un discorso antipolitico, è un discorso riprendiamoci per mano, perché non possiamo permetterci livelli di astensione di questo tipo. Cioè, se noi facciamo l'analisi dell'Italia dalla Seconda Repubblica in poi, noi non abbiamo una gestione politica stabile. Abbiamo avuto l'ondata di Bossi a suo tempo, 30-40% di voti, giù lui, arriva Berlusconi, poi arriva Renzi, poi arriva Grillo, poi arriva... 70 governi? Boh, non so. Sì, no, fermai. La cosa però importante non è che arriva qualcuno che si fa una maggioranza, arrivano persone che si fanno una maggioranza di voti, e quindi vuol dire che se arriva uno che la racconta bene, tu rischi di trovarti sbandato il Trump di turno, tanto per capirci, insomma. Cioè chi è nelle condizioni di spiegarla e rapportarsi bene fa. Perché? Perché dietro non c'è quel corpo elettorale che si fa valere rispetto ad alcune cose. Perché non si fa valere? Perché ha tutta l'impressione che quello che dice non riesce a trovare il giusto sfogo. E quindi torniamo ai ragionamenti di prima. Io non sono afferrato su questo, ma credo che si dice quelle cose. Segretario Marcuzzo, ma come si fa a vivere con una pensione di 600 euro, se ti va bene, per non parlare di quelle anche più basse, di questi assegni che non arrivano, di questi bonus che non si capisce che fine fanno? Come vede lei la situazione del suo importante osservatorio, Marcuzzo? Credo che intanto sia tempo di smetterla con i bonus e cominciare a fare anche cose strutturali, perché i bonus sono quel regalino fatto con i soldi nostri. Quindi cominciamo anche a mettere mano dal punto di vista strutturale. Il tema di chi ha pensioni basse è un tema forte che stiamo portando avanti e che facciamo fatica a sentirci ascoltati rispetto a questo tipo di... Cioè, tornando al ragionamento che facevo all'inizio, una volta quando parlavi di pensionati era un'opportunità, oggi quando parli di pensionati o di anziani quanto costa? Fermo, perché è tornata Gabriella, sei riuscita a prendere la linea. Ciao Gabriella. Grazie, tanti auguri e buona giornata, e faccia del suo meglio per il mondo. Grazie tante. Cara Gabriella, ecco, sentite, ecco, questa è la verità, perché dico le cose che loro pensano, che voi pensate a casa, non tutti, ma una buona parte. Chi che non va bene cambierà canale, problemi che non ha problemi. Ecco, il problema è capire cosa vogliono le persone. Ecco, se dicono grazie vuol dire che quello che ho detto è giusto, è corretto, e lei lo dimostra, Marcuzzo, dicendo che anche voi siete preoccupati. Io questa mattina ho aperto il banco solidale e vedere queste persone che ti chiedono, e come lo dico sempre, anzi ringrazio Giusy che anche ieri mi ha dato la possibilità di prendere un po' di caffè, chiedono il pacchettino di caffè perché non hanno i soldi, non ce la fanno, ma proprio non ce la fanno letteralmente. Dobbiamo portare delle volte la borsa a casa perché non hanno la possibilità di arrivare. Non ce l'hanno perché abitano magari al terzo piano senza ascensore. Ecco qua, solitudine, depressione, non mi curo più. Cosa si può fare perché la politica invece ascolti? Perché questi uomini e donne che sono diventate e siedono su questi scranni dorati è merito a questo lavoro di queste persone. Al loro silenzio e lavorare a testa bassa e via, perché l'Italia è stata fatta da queste persone, non da quelle che siedono adesso e che pensano di essere i migliori del mondo. Io credo che il Papa Francesco abbia recuperato uno
dei valori tra i più importanti. Una delle cose che mi ha colpito, che è una delle cose a cui se posso mi attengo, è quella che un buon pastore è tale quando il pastore sa di pecora, perché se non sa di pecora non è un buon pastore. Quindi se riprendiamo questo tipo di impostazione, credo che buona parte delle cose che dicevamo prima, cioè c'è troppo ragionamento ragionieristico dietro ad alcune cose senza rendersi conto che il mio ragionamento ragionieristico impatta con le persone. Possiamo fare grandi ragionamenti che vogliamo, ma con 600 euro al mese è difficile vivere, e quindi se non hai il figlio, qualcuno che ti dà una mano, cioè, abbiamo un sistema di gestione delle case riposo in cui mediamente tutti gli anziani devono mettere soldi perché non ce la fanno, e io capisco qual è la gestione delle case di riposo, però c'è tutto un sistema. Hai un sistema di impegnative per entrare in casa di riposo per i non autosufficienti a numero chiuso. Ma come fai a entrare con 600 euro? Ma la regione mette il resto, si calma, allora, non è così semplice, no, lo spieghiamo Marcuzzo. Allora te lo spiego un po' velocemente. Nelle case di riposo si entra da autosufficienti e non autosufficienti. L'autosufficiente è quello che entra, paga la propria quota, va dai 1.500 ai 1.700 più o meno in provincia di Treviso, presenteremo i dati fra qualche giorno, adesso vado un po' a memoria insomma. Poi c'è il non autosufficiente, dove il costo è quasi doppio, insomma, più o meno, adesso va sui 3.000 euro più o meno, 3.200, dipende dai servizi che dà una casa di riposo o meno. Nella prima parte tutto a carico dell'interessato o della famiglia, la seconda parte è di tipo sanitario che dovrebbe essere in carico alla regione, perché la non autosufficienza è considerata come, viene dato a tutti? No, è a numero chiuso, è in base alle impegnative. Quando si rientra nel diritto delle impegnative? Quando muore qualcun altro. E quindi l'affermare il diritto per una persona non autosufficiente per avere diritto deve essere e viene garantito nella misura in cui c'è una disgrazia per qualcun altro. Non è il massimo, non è una cosa che ci fa onore. La non autosufficienza comporta una differenza mica di pochi soldi che vanno a carico, passano 6-7 mesi molto spesso prima che rientri in questo numero. È un tema che stiamo ponendo da anni, ci siamo incatenati nella Regione Veneto su questo. C'è un altro aspetto che si parla molto poco, e questo è più dal punto di vista tecnico, che non costa nulla ma non viene fatto. Allora, noi abbiamo nel ricovero in casa di riposo, nelle rette, c'è una parte di costo alberghiero e una parte di costo sanitario anche per gli autosufficienti. La quota per spese sanitarie è detraibile dalla dichiarazione di redditi, la quota alberghiera no. Quant'è la quota sanitaria e la quota alberghiera? Non si sa, lo decide la casa di riposo per come è organizzata. E quindi ci siamo trovati casi in cui uno detraeva tanto, l'altro poco, e ci dicono: ma com'è possibile che il mio diritto al pagare le tasse e a contribuire non lo decido secondo una regola dello Stato, ma lo decide il direttore della casa di riposo? E badate bene, il direttore della casa di riposo non vorrebbero una responsabilità di questo tipo. È risolvibile? Beh, in Emilia Romagna hanno fatto un accordo tra la regione e l'agenzia delle entrate, per cui hanno stabilito che fatto 100 la retta, 30, 20, 40 è sanitario, 30, 20, 40 è alberghiero, e tutti fanno così. È la Lombardia rossa comunista il resto? No, lo ha fatto l'Emilia rossa, no, lo ha fatto anche la Lombardia, che non è né rossa né comunista, ha fatto la stessa cosa. Beh, è possibile che non possiamo, tornando al ragionamento di prima, copiare le buone prassi? Perché metterebbe in tranquillità le persone, certo, ma metterebbe anche in tranquillità i direttori delle case di riposo. Anche perché si può fare, come dice lei, non è una cosa che non si può fare. E non costa. E non costa, perfetto. Per quello non la fanno, perché non costa. Marcuzzo. Allora sentiamo invece l'avvocata Angela Gargano. Avvocato, se lei avesse di fronte Giorgia Meloni, anzi io ci terrei tanto che voi riuscisse a parlare, visto che ha detto sono Giorgia, sono una di voi, ecco io ci sono, ecco, fare un incontro per capire dove vorranno andare a imparare in futuro, perché qui parliamo di persone che muoiono, che non tornano più o che rimangono paralizzate. Ecco, secondo lei sarà possibile fare un incontro con questa donna, con questa premier che è molto intelligente, come dicono tutti, perché bisogna riconoscerlo, però bisogna forse anche fargli capire che c'è anche questa realtà che voi rappresentate, che è molto importante e che riguarda tutta l'Italia, perché voi rappresentate familiari italiani vittime della strada. Ecco, ci sarà questo incontro, avvocato? Ce lo farà sapere? Perché io penso che dovete andare da lei direttamente, incontrare lei, non i suoi ministri, lei, perché poi è lei alla fine che decide. Prego. Io me lo auguro e anzi auspico che questo possa avvenire presto.
e la dottoressa Cassaniti si sta impegnando molto perché ciò avvenga. Chiaro che parlerei con lei come se parlassi, no come se, parlerei con lei come una mamma, come una donna e come purtroppo anche familiare di una vittima della strada, perché anch'io ho perso una persona cara per un incidente stradale, e semplicemente per far capire che cosa si può provare, perché solo da qui si può partire per comprendere quali possano essere i correttivi. Io le ribadisco, le norme ci sono, però vanno fatte rispettare. Se noi continuiamo a dire togliamo l'autovelox o inventiamo qualunque cosa per sottrarci al controllo, e allora forse il nostro problema viene da noi stessi, ma non forse, è proprio una certezza la mia. Il nostro problema siamo noi, perché il mancato rispetto delle norme basilari credo sia solo da incolpare, da farci incolpare noi stessi. Poi mi voglio riagganciare a una cosa che lei ha detto prima. Una cosa è prendere la patente, altro è saper guidare. Ribadisco ancora una volta, perché ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, ma lei sicuramente avrà la patente. Ha mai fatto un corso di aggiornamento? Conosce le modifiche al codice della strada degli ultimi anni? Dico lei soltanto per fare una battuta, per farmi rispondere da chi come lei o il suo ospite in trasmissione. Siete mai stati sottoposti a un corso di aggiornamento? Ecco, questa sarebbe un'ottima idea, quella di sottoporre insieme alla visita medica anche a un corso di aggiornamento per quanto riguarda la segnaletica e insomma le ultime novità rispetto a chi ha preso la patente 30 o 40 anni fa. La manager Marianna Martini, che è psicologa del traffico, che ho avuto ospite diverse volte, ha detto, avvocata Gargano, che non è un problema di età, ma è un problema di riflessi. Dobbiamo capire i riflessi. E quando vogliono passare il serino che gli incidenti vengono fatti dai diversamente giovani, non dico di no, per carità, ma che poi vediamo i numeri non sono dei diversamente giovani, perché vogliono spostare il cerino da un'altra parte, vogliono salvare i giovani, ma non si salvano in questa maniera i giovani. Prego, avvocata. Sì, allora qui spostiamo l'attenzione anche su un'altra situazione, quella del rinnovo della patente. Noi parliamo sempre delle età. Non è l'età quella che crea il problema, ma l'anamnesi, perché ci sono tanti giovani assuntori abituali di alcol o di sostanze stupefacenti che in sede di, per esempio, rinnovo patente, alla richiesta da parte del dottore se assume alcol o stupefacenti, è un'autocertificazione che consente al candidato, insomma alla persona che rinnova la patente, di dire no, non assumo farmaci, non assumo alcol, non assumo droghe. E va bene così, sottoscrive questa autocertificazione e non ci si chiede altro. Allora, una mia proposta è stata in passato quella di consentire ai medici certificatori di avere accesso a un sistema informatico dove possa vedere l'anamnesi di quel paziente, perché in realtà i medici certificatori sono solo medici autorizzati dal Ministero. Perché non li autorizziamo ad andare a vedere qual è l'anamnesi? Perché solo il medico curante ci può dire se quella persona è abitualmente assuntore di farmaci o di stupefacenti o di alcolici. Non è una questione di età, perché io ho visto persone di ultra ottantenni, guardi, non le nascondo, io ho un papà di quasi 80 anni che grazie a Dio si vede rinnovata ancora costantemente anche le patenti superiori, perché mio papà è un istruttore di scuola guida, insegnante istruttore di scuola guida da oltre 50 anni, e grazie a Dio mio padre supera annualmente tutte le prove relative ai riflessi. Quando poi vedo ragazzi di 30-35 anni che non riescono a farlo, perché non ci dimentichiamo che i giovani o insomma non proprio giovanissimi,
quarantenni, 45enni, oggi sono quelli che più spesso assumono farmaci antidepressivi, farmaci tranquillanti che possono incidere molto sulla Ha fatto guida. bene a dirlo, Questo non lo avvocata, la sa nessuno. ringrazio per questo. Ecco, lo dica anche a chi di dovere, perché stanno circolando queste notizie che sono veramente terrificanti. Poi vediamo alle 4 della mattina o alle 5 chi muore sono giovani, non sono di sicuro gli ultra sessantenni o settantenni che troviamo 3-4 morti sulla strada. Paola da Padova, poi salutiamo l'ospite. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Siccome so che ho poco tempo vorrei anche intervenire sul fatto della guida, però preferivo toccare l'altro argomento. Vai pure. Allora, io non capisco perché, per esempio, a Padova in 2 o 3 mesi sono riusciti a fare uno studentato con 280 camere, con bagno, eccetera, e perché agli anziani, del quale io appartengo naturalmente, non viene fatto praticamente nulla. Al di là delle RSA c'è gente che ha ancora la testa buona, il corpo molto meno, perché magari appunto terzo o quarto piano senza ascensore, perché un intervento all'anca sbagliato l'hanno resi invalidi, che avrebbero solo bisogno di abitazioni piccolissime adatte alla loro disabilità, del quale nessuno vuole niente gratis, ma pagando il proprio affitto solo poter avere, per non finire e appesantire i costi delle RSA. E in quanto, cioè, non è una questione purtroppo, ahimè, di destra a sinistra, perché quando c'era il signor Altarmi che gli ho detto ma scusi, perché noi normali abbiamo la reversibilità, cioè prendiamo metà dei contributi che ha versato il nostro coniuge che è morto dopo 6 mesi della pensione all'improvviso e ci ritroviamo sole e poveri? Lui ha detto che è giusto così, perché i contributi li ha versati il coniuge, però ci sono anche da storia a storia. Personalmente ho versato 14 anni di contributi che dopo ho smesso di lavorare e sono rimasti allo Stato perché ho accudito 2 genitori, uno con l'Alzheimer e l'altro invalido, e così non ho fatto spendere nessun soldo. Mentre ci sono, adesso non è per dire, gli stranieri che portano qua giustamente i loro genitori eccetera, che gli diamo la pensione sociale dopo tot di tempo e neanche loro mi sembra che hanno versato dei contributi. Quindi qui purtroppo non è una questione di destra o sinistra, ma sembra che troppa gente non abbia coscienza. Grazie infinite. Grazie Paola, però non hai detto che i politici invece la reversibilità se la sono tenuta intera. Vedete che ve la prendete sempre con un altro invece di prenderla con chi di dovere. Come mai loro hanno reversibilità intera e gli altri no? Allora Marcuzzo, rispondiamo, poi andiamo in pubblicità. Sì, no, io non sono per l'antipolitica, però che la politica debba ritornare a parlare con la gente, questo sì. Le cose che dicevo... No, aspetta Marcuzzo, lo stanno facendo tutti al mercato adesso. Se volete trovare qualsiasi politico andate al mercato, sono tutti là. Sì, ma adesso li sentiamo parlare loro. Quando io intendo parlare intendo dialogare e anche ascoltare mentre si parla, e se non ascolti è la stessa cosa di non dialogare. Pensiamoci fra 2 mesi, ma ripassata la campagna elettorale. Le cose che diceva la signora sono sacrosante, cioè nel senso che è uno dei temi su cui qualche risultato siamo riusciti a portarlo a casa. Abbiamo fatto una bella legge sulla non autosufficienza, solo che mancano i soldi subito dopo. Però intanto è il primo tassello. Fatta la legge, fatto l'inganno. No, ma cominciamo anche a metterla là, perché da 20 anni che le stiamo inseguendo queste cose. Se non cominciamo a mettere dei tasselli, lo stesso vale l'esperienza dei caregiver. È una delle cose di cui dovremmo vergognarci. E ne parleremo dopo. Abbiamo Nadia da Treviso, poi andiamo in pubblicità. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Io sono appena tornata dalla visita all'INPS per la mia invalidità. Ciao. E praticamente volevo dire al signore, mio marito con demenza senile, invalido al 100%, senza accompagnatoria. Cosa mi dice? Allora, queste cose non dovrebbero succedere, perché se io ti presento le carte dove c'è la geriatra che dice che ha bisogno di
continuo accudimento 24 ore su 24. Io sono invalida, l'80%. Sono stata operata l'anno scorso, un tumore al seno. E niente. Dobbiamo vivere con la pensione e non ha, anche questa mattina il dottore mi ha chiesto, ma non ha nessuno che l'aiuta. No, non ho nessuno. L'hanno scritta sulla carta il 100%, però di contributi e di soldini non ce ne sono. Mirella, prima di chiudere ti faccio tanti auguri. Cara. Perché mi è arrivata e non ho sentito che li hanno fatti. Sì, me li hanno fatti. Comunque grazie di cuore, sai Nadia, fai bene, non mollare, tu chiama, ripeti sempre anche questa storia che è importante, sentiremo come commenterà dopo, però ciao, deve rimanere qua, caro Marcuzzo, ancora non può andare via, deve rimanere qua perché deve rispondere a Nadia, perché i pensionati sono veramente delle persone a cui tengo tantissimo, giovani e pensionati, e via del mezzo manco perché si arrangiano abbastanza, ma queste due fragilità, Marcuzzo, guai chi me le tocca. Saluto e ringrazio veramente l'avvocata Angela Gargano, avvocata che è con noi da Salerno, che è collegata sulla sicurezza stradale. Avvocata, mi raccomando, fate l'incontro con la Premier, vi devi ascoltare, fatemelo sapere, mi raccomando avvocata, perché ci tengo, lei deve rispondere su questo tema, su questa tecnologia, il perché, come, perché se vuole si può fare. Io sono come l'ha fatto la Spagna e altri paesi, potremmo farcela anche noi. Come ci saluta avvocato, con quale messaggio? Con la speranza di poterle presto dare qualche buona notizia. Grazie. E soprattutto vorrei dire rispetto delle regole sulla strada per il rispetto della vita umana. Grazie veramente, grazie, un grande abbraccio anche alla Presidente Cassaniti per l'impegno che veramente vi siete presi. Ancora buon compleanno Mirella. Grazie avvocata, grazie di cuore. Pubblicità. Buongiorno. Vediamo se abbiamo Claudio, niente, Claudio è caduto, vediamo se lo riprendiamo. Allora Franco Marcuzzo. Claudio Marano, mi dicono sì, Claudio, ci sei, sì. vai. Sì, no, prima diceva che c'è bisogno di tornare a mettere i nomi su chi si elegge. E il sistema elettivo con Rosatellum è diventato un po' un garbuglio, perché eleggiamo 400 alla Camera praticamente parlamentari e 200 al Senato. Però c'è il sistema che ci sono due sistemi quando andiamo a votare con Rosatellum. Uno eleggiamo 74 senatori e 147 deputati e con l'altro sistema 245 deputati e 122 senatori. Ed è il sistema maggioritario uninominale e l'altro sistema, il sistema 2 è il proporzionale, detto anche plurinominale. Cioè, quando ci troviamo avanti con un sistema così contorto, no? Ed è fatto per cosa? Per andare a prendersi gli yes men, perché col sistema 2, quello detto anche plurinominale, viene data una percentuale di parlamentari che si prendono non perché hanno dei meriti, ma perché votano sì, i yes men, hai capito? Non hanno neanche un'idea, cioè non vedi che andare a prendersi i parlamentari in base a percentuali, perché chi arriva primo prende 25, chi arriva secondo prende 18, chi arriva terzo prende 15, insomma non è un sistema elettivo, cioè il Rosatellum è un sistema fatto ancora di più per escludere il Parlamento. Si continua a lavorare per escludere il Parlamento e chi lo fa da destra. Da destra tra un po' ci troveremo il Re che decide tutto lui, non lo so.
Buona giornata signori. Guarda Claudio, ti ringrazio tantissimo per aver rovinato il Rosatellum, perché mi ha fatto venire in mente il Porcellum. Ma sentite i nomi che hanno messo? Ma lo sapete che ci prendono in giro? Ma avete sentito i nomi, li avrete? Porcellum, Rosatellum, cioè ma sono nomi da mettere, ecco, a una popolazione che sta cercando in tutte le maniere di diventare sopravvissuta ormai, perché gli operai, perché le famiglie, perché gli studenti, perché gli infermieri, perché i dottori, li mettiamo tutti. Allora rispondiamo Marcuzzo alla nostra Nadia intanto, 100% di invalidità, 0 skei, 80% di invalidità, 0 skei, e poi anche il nostro Claudio Lamarano Vicentino. E a quella che parlava di Caregiver. Sì. Allora, partiamo da quella di Caregiver, che era prima. Parliamo da quella. Allora, sui Caregiver è un tema, dicevo prima, che è una condizione che io ritengo un po' vergognosa per quanto ci riguarda. Cioè, i Caregiver sono quelle persone che, per la stragrande maggioranza donne, che nella vita si ritrovano ad avere una disgrazia in famiglia, un figlio disabile, un genitore da seguire il resto, un marito o sorelle, figli, e che decidono, in accordo con tutto il resto della famiglia, di licenziarsi per accudire. Se non lo facessero loro sarebbero persone a carico della struttura della società. Stanno a casa, li accudiscono nel migliore dei modi, tanto di cappello per la umanizzazione con cui permettono di vivere, l'umanità con cui permettono di vivere le persone in questi momenti, e quando finiscono questo tipo di esperienza arrivano in età di vecchiaia, che si ritrovano che in quegli anni non hanno contributi, e quindi gente che ha dedicato la vita agli altri e che si ritrova con una pensione da fame. Ecco, credo che su questo, so che adesso nella legge finanziaria c'è qualche idea su questo, aspettiamo di vedere cosa fanno, perché dalle idee iniziali abbiamo sempre visto che alla fine non, però mi pare che sia giunto il momento anche di metterci una maggiore attenzione rispetto a questo, e quindi è il tema delle donne con una bassa pensione che deriva da questo tipo di esperienze, è una cosa su cui abbiamo l'obbligo di dare una risposta, perché è gente che ha sacrificato la vita per darci una mano a tutti. Per quanto riguarda l'invalida, allora, le commissioni mediche per l'invalidità sono commissioni fatte per esaminare, danno un loro verdetto, non è detto che sia giusto o sbagliato, sono credo abbastanza rigide, non so se nel bene o nel male, ma con tutto quello che è successo in passato oggi probabilmente una maggiore attenzione, vedere quelli malati con la ciechi che guidano la macchina, insomma sono cose che non possiamo permetterci, sono quelle cose che poi hanno giustificato una serie di atteggiamenti che poi però adesso portano anche a situazioni di questo tipo. Allora, il fatto che il ricorso sia stato bocciato, cioè che la domanda è stata bocciata, gli consiglierei di presentare il ricorso. Adesso non so dove abiti, ma se viene ai nostri patronati in CISL abbiamo anche un medico legale in cui valutano quelle che sono la documentazione presentata, qual è l'esito, e attraverso il medico legale eventualmente, se ci sono le condizioni, si presenta ricorso rispetto a quel tipo di validità. Apri anche questa porta che ti apre il segretario della CISL. Credo sia una cosa anche abbastanza, non è una cosa cioè capita spesso, segretario, capita un po' troppo spesso. No, però così. Segretario, dica la verità, non è che anche in certi temi ci vorrebbe un sindacato molto unito, cioè tutti assieme, perché se non siete ascoltati voi, che avete dei numeri importanti, voi avete i numeri, se poi vi unite avete ancora più forza. Abbiamo visto quanto importanti sono i numeri se si uniscono. Come mai il sindacato fa così fatica veramente a unirsi su temi che alla fine sono i temi che toccano tutti i cittadini, sia che siano della UIL, della CGL, della CISL? Allora, ho l'impressione che sia un po' troppo personalizzazione nella gestione di alcuni processi, nel senso che in realtà poi molte delle cose che si dice in maniera divisa si fanno insieme. Ecco, sentite. Il 13 faremo un convegno insieme ai pensionati della CGL e della UIL sulle case di riposo. La stessa cosa si sta lavorando a livello regionale. Questa è una bella notizia, Cioè, come sindacati di pensionati abbiamo mantenuto questa prassi proprio perché rappresentiamo categorie a cui non possiamo permetterci di andare via ognuno per conto suo. Negli altri la divisione derivano anche dalle cose, dalle impostazioni, insomma, quindi non è che perché uno decide una cosa gli altri, cioè, sono quelle cose per cui cioè noi non possiamo trovarci di fronte ad alcune azioni precostituite. Cioè, la natura ad esempio, morti sul lavoro, parliamo anche di questo. Ma su quello non credo ci siano. Ma insomma, qua non ce n'è per nessuno. Abbiamo visto cosa è successo a Roma, ma con la tecnologia che abbiamo,
con un attore che era fissa di non so quanti anni, poveretta, che era là. Cioè entra e crolla tutto con la tecnologia ma prima di far entrare le persone capirai il problema che c'è, ma può succedere, no, ma tutto può succedere, so anch'io che se esco di qua inciampo, sbatto a testa, ma possibile che non riusciamo a capire che la vita umana è sacra, che io non posso andare a lavoro e morire durante il lavoro perché non si sono fatte le verifiche che si dovevano fare. Ieri ho avuto un operaio ospite che adesso è diventato un cantautore, io ho visto cosa facevano. Toglievano dei sistemi di sicurezza per aumentare la velocità del lavoro. Ce l'ha detto un operaio qua. Sì, e allora cosa facciamo? Allora saluto e ringrazio Alessandro Invernici, fondatore Ragazzi on the Road. Ciao Alessandro, come stai? Buongiorno a voi e grazie del rinnovato invito. Allora Alessandro, cosa dici sui giovani? Prima avevamo la Presidente che fa parte dell'Associazione Familiari Italiani Vittime della Strada, che ringrazio, l'avvocata Angela Gargano, la quale ha detto che veramente sono dei numeri che sono impressionanti su questi giovani, abbiamo visto anche nell'ultimo tempo, non posso dire che non c'è informazione, eppure si rischia la vita in una maniera incredibile per provare delle emozioni che poi alla fine vediamo cosa succede. Come vedi la situazione, voi che avete fatto di questa associazione un punto di riferimento importante per far capire invece il rispetto della vita? Prego Alessandro. Ma certamente il fatto stesso che tu richiamavi poc'anzi, e cioè il fatto della responsabilità soggettiva di ognuno di noi quando si mette alla guida, deve essere il focus principale. Le cause esterne certo non è un codice che cambia le modalità o purtroppo le distrazioni che più delle volte sono alla base degli incidenti, stanno all'origine di questi terribili incidenti che poi alla fine provocano anche delle vittime, più delle volte troppo spesso giovani. Io mi rifaccio alla tragedia di Asiago, che ha riacceso un attimo il dibattito sulla sicurezza stradale. Noi nel nostro piccolo, come associazione Ragazzi on the Road, che coinvolgiamo i ragazzi tra i 16 e i 20 anni e li schieriamo nei panni delle forze dell'ordine, dei soccorritori, delle polizie locali, e lo stiamo facendo adesso anche con il Viminale. Infatti tu richiamavi prima questa dimensione nazionale che assume questa iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa, che cerca di promuovere la vita e di fare prevenzione direttamente sul campo. Ecco, il fatto stesso che da una tragedia, dal dolore, si possa trasformare in consapevolezza e in prevenzione, questo sta ad ognuno di noi rispondere a questo appello, che non è il nostro appello, ma è l'appello per la vita, l'appello per la vita. Fermo un secondo Alessandro, perché ho Piera da Padova, poi continueremo naturalmente. Vai Piera. Buongiorno a tutti i suoi ospiti. Posso parlare perché vedo il signore che parla tranquillamente che ti sentiamo bene. Va bene, grazie. Io volevo dire che adesso non è colpa della destra, della sinistra, di queste pensioni, di queste cose, no, non è. Perché io sono 19 anni che sono in pensione con i miei contributi, Mirella, lavorati sudatamente nei campi, sudati, no riversibilità o sociale. Mi danno un cavolo, ma il cavolo che mi danno lo devo mettere in farmacia, perché adesso ti danno tutte impegnative bianche, non ti passano quasi più niente, Mirella, ed è una vergogna. Io volevo chiedere se queste 20 euro che mi sembrano che dal primo dell'anno ci sia per i pensionati, ci sono soltanto per le minime o anche per quelle che non arrivano a 1.000 euro? Bella domanda. Perché qui è una disperazione, Mirella. A me lo dici. È una disperazione. A me lo dici, grazie cara Piera, grazie, un grande abbraccio, poi risponderemo appena termina il suo appunto il discorso che sta facendo Alessandro Invernici, che è importante sulla una delle poche ultime tragedie di Asiago, ma molto forti perché sono stati coinvolti diversi giovani. Prego Alessandro. No, ma semplicemente per porre l'accento comunque sui dati, i dati nazionali sulla sinistrosità stradale comunque segnano un calo.
è un segnale certamente confortante ma non sufficiente, che testimonia il lavoro crescente di tante forze dell'ordine impegnate, polizie locali, anche gli stessi soccorritori che davvero intervengono in situazioni anche molto complicate. Sul fronte della prevenzione e dell'educazione però c'è molto ancora da fare. Sta cambiando qualcosa grazie anche al nuovo corso che lo Stato ha impresso alla sicurezza stradale e al coinvolgimento diretto dei giovani nei processi educativi, ma resta, dicevamo, ancora tanto da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte col rinnovato impegno. A me piace ricordare come anche nel Veneto, ma in particolare nel nord-est, tanti comuni stanno aderendo alla nostra iniziativa. Permettetemi di ricordare in particolare la prima edizione a Jesolo, che poi è stata estesa anche ai comuni di Musile di Piave, Ceggia, Noventa di Piave, Caorle, Promaggiore, San Donà di Piave, insomma anche con l'azienda sanitaria USL 4 Veneto Orientale, e ancora nella rete istituzionale insieme all'associazione Alba Luci sulla Buona Strada siamo insieme ad altre realtà istituzionali chiamati a far parte di quella rete che è il tavolo permanente per la sicurezza stradale, che è stato istituito presso la città metropolitana di Venezia, anche grazie a un protocollo firmato proprio insieme alla prefettura di Venezia. Sono tutte situazioni, diciamo, che state dando da fare per cercare di migliorare. Che certamente allora vanno nella andiamo, direzione. devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Sentiamo anche, adesso passiamo appunto a Franco Marcuzzo, perché è importante anche capire come rispondere alla telefonata anche di Piera. Ecco, questi 20 euro come sono, a chi sono dati? La cosa su cui sta parlando lei è la rivalutazione delle pensioni. Per fine anno, secondo i meccanismi di previsione, le pensioni dovrebbero essere rivalutate dell'1,6% e vale l'1,6% vale fino a redditi lordi fino a 2.500 euro, poi spiego cosa vuol dire, e poi oltre i 2.500 euro va a calare. Allora, già posso assicurarvi che già questa... Scusa, ma 20 euro lordi? Lo spieghiamo, poi magari... Parliamo sempre di lordo. 20 euro. Allora, quando parliamo di queste cose qua, è bene che sappiamo che la rivalutazione della pensione è così com'è, che è poca cosa, è una conquista sindacale. Se oggi non ci fossero i sindacati dei pensionati, già da qualche anno le rivalutazioni avrebbero tirate via. Io lo dico sempre, ogni volta che parliamo, cioè, se noi dovessimo ragionare di rivalutare le pensioni come si rivalutano le retribuzioni, credo che verrebbe fuori qualche problemino. E siccome il tema economico è enorme, è già una conquista questo. Speriamo di riuscire a portare a casa l'altro. Provo a metterci adesso il ragionamento in mezzo. Quando diciamo fino a 2.500 euro, madonna, 2.500 euro sono i ricchi, no, 2.500 euro lordi è la pensione di un operaio qualificato oggi. Pensione da 1.500 euro, un operaio qualificato più o meno quella è la pensione. Oltre quella cifra si dà meno perché sono considerati ricchi. Allora c'è bisogno di capire intanto come fare ad aiutare chi ha pensioni basse, ed è una cosa su cui intervengo dopo. Altra cosa è come rivalutare le pensioni, perché quelle pensioni sono frutto di contributi pagati, bene o male. Stiamo riformando pian pianino le pensioni, tentando di portarle sempre più a un livello più equilibrato, ma per chi è oggi in pensione non ha alternative. Per le pensioni minime non sono le stesse minime di una volta, quelle della signora sicuramente sì. Quelle sono contributi di chi ce l'ha, quindi stante l'età e il livello di contributi sì. Ma oggi molte delle pensioni minime sono fatte di persone che hanno dichiarato poco reddito, che sono quelli, un lavoratore dipendente nel proprio costo lordo, il 33% va nel fondo pensione, un terzo, sono migliaia e migliaia di euro. I lavoratori autonomi non pagavano, mediamente in alcune categorie non pagano quelle cifre, ed oggi il risultato di pensione basse è corrispondente a contributi bassi pagati, perché a differenza dei lavoratori autonomi, i dipendenti non hanno la possibilità di dichiarare
quello che vogliono. Ma diciamo anche, Io non sto dicendo che sono evasori. Diciamo che oltre a questo ci sono stati anche dei datori di lavoro che non hanno versato i contributi. No, perché sembra che qualcuno abbia la pensione bassa perché non ha. Ci sono delle persone che hanno lavorato e qualcuno ha sfruttato questo lavoro e non ha messo i contributi. Bravissimo. Perché bisogna anche spiegarlo, e queste persone si ritrovano a un'età avanzata con una miseria e magari questo invece è diventato straricco. Vorrei che non si pensasse che io dico che sono tutti così. No. E allora, se ci sono le pensioni minime e c'è bisogno di darne anche di più rispetto ai 20, 30 e 50 euro, facciamolo in base a un indicatore di ricchezza, perché non posso magari avere 20 appartamenti, avere la pensione minima e avere le rivalutazioni come la signora di prima. O l'assegno. Quindi, che certi medici hanno detto: mi vergogno a dare l'assegno a questa persona che può permettersi altro, non l'assegno. Allora cominciamo ad avere criteri per cui do una mano a chi ha realmente bisogno, perché allora faccio un'operazione di giustizia, altrimenti è un'operazione di furbizia. Dicevo prima, non vorrei che passasse l'idea che chi è lavoratore autonomo è evasore, no. Però è alta la percentuale in quei casi. Mentre fino a qualche anno fa erano i nostri nonni che hanno lavorato 30 ore al giorno per 400 giorni all'anno ed erano mezzadri e a fine anno dovevano anche dar dietro i soldi ai padroni. Immaginiamoci se pagavano. In quel caso era giusto le pensioni sociali e contributive. Oggi c'è la possibilità di farsele. Fatto salvo il cargivero, fatto salvo le condizioni delle persone di prima, chi ha pensioni basse oggi molto spesso ha scelto. E quello è grave e non può essere che la società debba farsi carico di chi ha scelto, perché chi ha scelto presenti le proprie condizioni di ricchezza e se ha bisogno si dà una mano a tutti. A tutti, come fa Mirella. Abbiamo invece adesso il filmato, il video che ha mandato il nostro Alessandro Ivernici per far capire di cosa si tratta e cosa stanno facendo. Ringraziamo Andrea Basso, il regista, Alessandro, perché l'avete mandato in un orario poveretto che ha fatto i miracoli, perché noi diciamo un orario ma se non li rispettate è un problema grande per chi lavora in televisione. Andiamo a vedere il video. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro. E proprio nell'ambito della prevenzione della sicurezza stradale a Bergamo è nato il progetto Ragazzi on the Road. Nel nostro piccolo abbiamo dimostrato in questi oltre 15 anni che possiamo farlo grazie al modello di prevenzione, appunto alla pari, che coinvolge i giovani nell'educazione dei giovani agendo sulla loro consapevolezza. Quella di on the road è che ci sono ragazzi che parlano ad altri ragazzi. A me Ragazzi on the Road ha cambiato la vita, ho imparato anche come comportarsi nelle emergenze e lo consiglio a tutti veramente. Dopo 18 anni di lavoro e di impegno siamo arrivati finalmente alla stipula di un protocollo prefettizio che ha dato ottimi risultati in termini di prevenzione, educazione alla strada e legalità. Tutto il protocollo che avete meritoriamente illustrato stamattina mi piacerebbe diventasse un protocollo a livello nazionale. Speriamo che tramite questo incrocio di sguardi, tramite questo esempio, si possa cambiare idea da parte dei giovani verso le forze dell'ordine. Abbiamo molto bisogno di rendere tangibili dei messaggi a cui tu facevi riferimento, di assoluta vicinanza delle forze di polizia e delle forze dell'ordine a quelle che sono le esigenze del mondo giovanile. Concluderemo a breve di un protocollo nazionale in modo da fare in modo che questa esperienza bergamasca diventi un'esperienza nazionale. Ci diamo un appuntamento a breve quando sottoscriviamo questo accordo. Venite a Viminale. Grazie. Siamo entusiasti della sottoscrizione di questo protocollo che tende a sviluppare ulteriormente un progetto di grande importanza, cioè i giovani che si avvicinano alle istituzioni della sicurezza per comprenderne i problemi, il significato dell'azione che fanno. Abbiamo sottoscritto un protocollo che estenderà questa esperienza che già è presente, parte da Bergamo, ma è già presente in altre città d'Italia, ma per estenderla il più possibile. In televisione e sui social di solito hanno più spazio i ragazzi che chiamano sbirri, poliziotti, carabinieri, le guardie. Ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che ci tengono alla vita loro e degli altri, quindi aver firmato un protocollo che porta la salute e la vita sulle strade di tutta Italia, nelle scuole, è fondamentale. Conto che il trend positivo che riduce il numero di morti, di feriti e di incidenti in questi mesi con il nuovo codice della strada, grazie a On the Road, possa migliorare ulteriormente.
Abbiamo Mirella da Riese, poi naturalmente toccheremo il tema. Vai Mirella. Mirella? Non c'è, beh, vediamo se la riprendiamo. Allora, sentiamo Franco Marcuzzo come commenta questo video che ha mandato il nostro Alessandro Invernici, perché loro ci stanno provando, ce la stanno mettendo tutta, devi arrivare alla stanza dei bottoni, come parlavo prima con l'avvocato Gargano, di interloquire col numero 1, questa è la verità, prego. Sì, diciamo che ci fosse un po' meno personalizzazione, un po' meno frammentazione, un po' più di coordinamento, forse aiuterebbe ad arrivare anche ai numeri 1. Però i temi che pongono sono temi veri, insomma. Rispetto agli interlocutori magari un po' più di coerenza rispetto ad alcune cose, di quello che si dice oggi, di quello che si dice domani, probabilmente forse staremmo un po' meglio tutti. I temi che pongono però sono temi che devono arrivare. Non possono arrivare solo ai convegni. Perché i convegni, finito il convegno 3 giorni dopo si rischia che le cose vengano dimenticate. Cominciare invece a coordinarsi un po' di più tra le associazioni, gli enti e cose che si occupano di cose di questo tipo e mettere insieme proposte condivise, è un po' difficile che poi gli dicano di no, insomma, o che facciano medina rispetto a queste cose. Quindi io direi coordinatevi un po' di più. Unire le forze, segretario, sì, come ho detto prima io col sindacato. Volevo dirlo io, non posso essere io l'esempio, però insomma fatelo. Fatelo. Mirella da Riese, eccola qua, ciao Mirella. Ciao Mirella, buongiorno, sugli ospiti. Allora, ecco, lo sai che io prendo poco di pensione, 720, no? Adesso c'è il riscaldamento da accendere. Allora, devo tenerlo 5 minuti almeno, dopo spegnerlo, perché mi va su le bollette e sono molto care. E sono già andata all'ISE per vedere se dopo, quando arrivano da 200 e passa, devo pagare a rate. E se sono a rate, 200 passa euro al mese, con 720. E dopo ci sta le spese condominiali, che 100 passa là. Io di 720 ne avanzo molti pochi per mandare per fare tutto il resto. E se ho da andare a comprarmi le medicine, che sono 25 al mese quasi, e dopo tutto il resto, ecco, e ho di contributi, là avevo 12 anni di contributi e che altri 10 non mi hanno messo in regola, e io di pensione non ho niente, solo la reversibilità del mio marito, basta. Ecco, io sono così e se devo curarmi i denti, che avrei anche bisogno, ecco, non c'è niente che deve pagare a rate, 200, 250, non c'è un po' di meno, niente. Grazie cara Mirella, grazie, fate bene a dare i numeri, a dire le spese, entrate e uscite. Ecco, queste persone che hanno lavorato una vita, guardate in che condizioni si trovano. Per fortuna che hanno iniziato anche a parlare, una volta c'era il silenzio che uccideva ancora di più, così più silenzio si fa e meglio va per qualcuno. Dovrebbero farli i ministri dell'economia. Bravissimo, ecco, e forse anche voi ascoltarvi di più, che avete le idee chiare su quello che dicono questa persona. Alessandro Invernici, sentito cosa ha detto Franco Marcuzzo, segretario generale della CISL, soprattutto per quanto riguarda anche l'unione? Perché non unire le forze con le altre associazioni? Perché questa divisibilità? Ecco, io sono più bravo, io arrivo prima, io ho più conoscenze politiche, invece in politica poi alla fine contano i numeri. Il problema è che il politico passa, i problemi rimangono. Forse l'unione farà la forza. Cosa dice Alessandro? Noi è quello che stiamo facendo, noi siamo apartitici, apolitici, siamo assolutamente istituzionali. Oggi i ministri di riferimento, Ministro dell'Interno, Ministro delle Infrastrutture, ma dialoghiamo e operiamo con tutte le amministrazioni di qualsiasi schieramento politico. Noi per antonomasia siamo assolutamente aggregativi. In 18 anni di attività collaboriamo con tutta la catena del numero unico d'emergenza e viceversa, cioè davvero stiamo unendo insieme le forze per poter fare la nostra parte. È chiaro che non salveremo il mondo, ma ci stiamo impegnando.
perché insieme e in modo istituzionale, perché poi i proclami non servono, questi non sono claim, qui bisogna far vivere delle esperienze reali senza filtri, uno schianto con la realtà, con i giovani, ed è il cambiamento e l'esperienza che ti forgia, che ti cambia, e se tu non lo capisci e non capisci le conseguenze lì sul vivo, senza cellulare come facciamo vivere questi giovani già da 10 anni, allora davvero se non si accresce questa consapevolezza i ragazzi sono come tu giustamente Alessandro, dicevi. ma come mai? Tu hai portato l'esempio di Asiago, io questa mattina leggevo sul giornale, ieri hanno fatto delle corsi folli sul put nostro di Treviso, ma come mai si continua a non capire che il rispetto della vita, non solo quella tua ma quella degli altri, è fondamentale? Ma cosa hanno questi ragazzi? Perché poi alla fine non è che siano tanti, ma ne basta che tu ne trovi uno, un deficiente per strada, non è che ne devi trovare 20 per sconvolgere la tua vita e di quella di tante persone. Cos'è che non entra nei ragazzi? Il rispetto della strada, delle regole, come hai detto tu, prego. Credo che, e ve lo possiamo dimostrare, che in tutti i comuni, sono 150 in Italia in cui operiamo, che c'è davvero speranza, che sono molto più in gamba, come si dice, no, di quello che noi pensiamo. Non tendiamo appunto a generalizzare, questo lo dico sempre a me stesso, ogni storia, ogni vicenda è a sé, ma certamente il senso del limite, i giovani in particolare, ma considerate che la statistica oggi dice che non sono tanto i giovani, ma l'età si è spostata, quindi evidentemente dobbiamo forse tutti farci un esame di coscienza, dicevo prima, io per primo, quando ci mettiamo alla guida, e capire che il valore della vita è lì e noi abbiamo un'arma potenzialmente tra le mani. Certo è che poi se ci mettiamo la sigaretta, se ci mettiamo il cellulare, se ci mettiamo la distrazione, se ci mettiamo la musica, se ci mettiamo la radio, se ci mettiamo qualsiasi altra distrazione, comprendete bene che poi è chiaro che succedono anche queste tragedie. E poi assolutamente accrescere la consapevolezza e giocare sempre più in squadra insieme è quello che noi nel nostro piccolo stiamo cercando insieme di fare ai giovani. Molto importante quello che hai detto, ti ringrazio veramente Alessandro. Andiamo a vedere adesso, a sentire cosa ha chiesto la CISL ai candidati. Andiamo a sentire e poi lo commentiamo. Adesso dovrebbe partire il servizio. Allora, intanto che parte il servizio, sentiamo Franco Marcuzzo quanto importante è questa veramente richiesta di capire quale sarà l'obiettivo dei nuovi politici. Mi dicono che hanno trovato il servizio e andiamo a sentire, poi sentiamo Franco Marcuzzo. Abbiamo posto tutte le problematiche che riteniamo essenziali da risolvere presenti nei nostri territori, sia nella provincia di Treviso che sia nella provincia di Belluno. Un incontro tra la CISL e i candidati alle prossime elezioni per affrontare le priorità dei territori e dei settori di riferimento. 10 sindacalisti hanno rivolto domande mirate ai candidati Paola Roma e Andrea Bernardin per il centrodestra, Claudio Beltramello e Alessandro Del Bianco per il centrosinistra, invitandoli ad assumersi impegni precisi. Abbiamo chiesto ai candidati l'impegno primario, quello di costituire dei tavoli permanenti su ogni problematica che abbiamo analizzato. Quindi nel momento in cui si parla di abbandono del territorio in provincia di Belluno bisogna costituire un tavolo per affrontare questo tema e risolverlo. Così lo stesso per altre problematiche come la carenza di personale, tutto il sistema sociosanitario da adeguare, il tema della casa, problematica grandissima da risolvere, e così come tutto il tema della sicurezza sul lavoro, delle retribuzioni non sufficienti per contrastare la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori. Potere d'acquisto che, secondo il report della CISL, infatti, è calato di oltre il 9% per i lavoratori e le lavoratrici del bellunese e di più dell'11% nella Marca, aggravato dall'aumento delle spese sanitarie a carico dei cittadini. Sul tavolo anche la crisi abitativa che colpisce entrambe le province e il tema della sicurezza sul lavoro. Nel 2024 si sono registrati quasi 14.000 infortuni nel Trevigiano, mentre nel 2025 sono oltre 8.000. Vediamo adesso il 23 e 24 di novembre come andranno le elezioni, per poi subito dopo contattare coloro che saranno eletti dai veneti e cominciare a lavorare assieme in uno spirito di partecipazione e di collaborazione.
con un'idea molto semplice: lavoriamo per il bene comune del Veneto, lavoriamo per far sì che i nostri territori siano nuovamente a livello di famiglia, a livello di lavoratori, in un benessere collettivo. Allora, Franco Marcuzzo, anche lei è un segretario generale che si occupa sia di Belluno che di Treviso, questi candidati che si sono presentati, ecco, alla fine cosa è rimasto nel pugno che avete chiuso? Noi abbiamo, diversamente dal passato, l'avevamo già fatto anche altre volte, però stavolta abbiamo ripreso una cosa che da molto tempo non si faceva più, è che è dire cosa pensa il sindacato rispetto, e altrimenti si rischia che la campagna elettorale sia andare al mercato, fare una bella figura, 4 selfie, passato il voto si torna come prima. No, abbiamo deciso invece di presentare un documento corposo che affronta tutte le tematiche che riguardano in generale, ma anche nello specifico, le tematiche trevigiane e bellunesi, e stiamo investendo tutta la politica rispetto a questo. Abbiamo fatto un convegno regionale invitando i 2 candidati, maggiormente quelli che competeranno, insomma. Qua abbiamo invitato a Treviso, lunedì abbiamo fatto al BHR, abbiamo invitato 4 candidati, 2 di Belluno, 2 del Trevigiano, dove abbiamo posto i temi sul posto, insomma. Abbiamo posto il tema del farlo anche insieme, cioè la particolarità e la gravità del momento non è possibile che ognuno possa pensare di farlo per conto proprio, e non è un richiamo alla semplice vogliamoci bene. Abbiamo fatto un documento, cioè quando presenti un documento c'è anche un'assunzione di responsabilità, cioè noi quando parliamo di partecipazione non è un termine astratto. Cioè lo facciamo, ci poniamo, ci mettiamo a disposizione, chiediamo anche agli altri però di mettersi a disposizione. Cioè i tavoli per noi non è solo un semplice arredo, il tavolo deve essere anche imbandito dopo, quindi ci troviamo, non per far chiacchiere. Cioè il tema della casa nel bellunese non è solo un problema dei poveri, è il problema che non vengono i medici a lavorare perché non hanno casa e quindi non riusciamo neanche a garantirgli, cioè le sto proprio allargando oltre, quindi c'è una condizione di necessità primaria per chi è in condizione di difficoltà e c'è una condizione oggettiva: gli insegnanti non arrivano a Belluno perché il costo dell'affitto che si trova sul mercato non crea le condizioni per cui uno parta da distante a venire in un ambiente dove non ha nulla di collegamento culturale senza soldi, perché alla fine c'è una serie di condizioni per cui troviamoci insieme e vediamo quali sono le soluzioni. Sappiamo che non è facile, sappiamo che l'economia oggi non ci permette di avere grandi, però facciamo tesoro di quello che c'è, vediamo di eliminare sprechi dove ci sono e metterli dove ci possono servire. Cioè il fatto di creare una serie di condizioni oggettive serve anche alla politica poter lavorare meglio. Tornando al ragionamento dell'esempio di New York prima, cioè ragioniamo sui problemi veri, non su quelli che... e quindi i problemi veri noi ne abbiamo elencati una parte, non abbiamo la presunzione di essere esaustivi, però sono sicuramente corposi e su cui siamo disponibili, quindi ci siamo dichiarati insieme, chiunque, a prescindere dal colore. Allora Alessandro Invernici, quello che volevo capire anche con te, io ho avuto molti ospiti, tra i quali anche Gigi Pirollo che fa guida sicura con l'ACI, uno dei tanti che ho avuto, i quali però dicono una cosa importante: si prende la patente ma non si sa guidare. Questa è la realtà, i ragazzi, le persone che prendono la patente non sanno guidare e lo dicono gli addetti ai lavori. Forse bisognerebbe cambiare anche quella che è la realtà della scuola guida, ecco, meno motore, perché tanto, come dicono quasi tutti, se si ferma la macchina la lasci là, non è che puoi come una volta alzare il cofano e vedere se riesci a farla ripartire. Più attenzione alla guida, più ore guida. Poi invece l'avvocato Gargano ha detto che è passata adesso una nuova normativa che è facile, prendi anche la patente A2, basta che fai tipo un'autocertificazione e puoi guidare tranquillamente. Non è anche che la politica stia andando da una parte sbagliata? Prego Alessandro. Si può parlare di politiche, ma a proposito di unione di intenti, il nostro impegno insieme, in squadra, a proposito, e mi offri l'opportunità di poter ricordare un protocollo che abbiamo firmato già 1 anno e mezzo fa, proprio con le autoscuole, con la rappresentanza delle autoscuole d'Italia, quella più rappresentativa, che è UNASCA. Quindi ovviamente con questa realtà che vede
i giovani che incontra nelle autoscuole, proprio come dicevi tu, per prepararli a quella che poi è la guida e la strada. E noi abbiamo introdotto già da 1 anno e mezzo la possibilità che oltre alla teoria e oltre alla pratica ci possa essere l'esperienza, proprio per andare incontro a quello che dici tu. Quindi abbiamo attuato un modello che permette di poter vivere e conoscere i rischi e affrontare insieme alle forze dell'ordine, proprio attraverso l'esperienza di consapevolezza, quelli che sono i rischi e quelle che sono le situazioni. Quindi diciamo che è un piccolo sforzo ma unitario, no? Proprio per poter insieme andare in questa direzione che tu poc'anzi richiamavi. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Livio? Buongiorno a tutti. Prego. Parlava prima il segretario della CISL della rivalutazione delle pensioni prevista per l'anno prossimo. Ma essa copre solo in minima parte l'aumento del costo della vita, è così? Grazie. Velocissimo Livio, prego Marcuzzo. In base all'inflazione programmata esenti i costi derivanti dall'energia dall'estero e il resto, e la percentuale è automatica e quindi è 1,6%. Questo è il meccanismo tecnico con cui si stabilisce. Che poi questo corrisponda a quello che è il reale aumento del carrello della spesa, c'è parecchio da ridire, insomma. Però questo è il livello di massimo che siamo ad oggi. È da un po' che ci stiamo provando a farlo risalire, siamo riusciti a riconquistare questo perché nel periodo tra il 2010 e il 2020 credo, insomma, questo proprio è stato azzerato, l'abbiamo riconquistato un po', stiamo ancora battagliando, però sul discorso pensioni c'è parecchio, adesso stanno pensando di mettere mano al discorso dell'opzione donna, che era una delle cose che, insomma, tornando al ragionamento di prima, le donne che si dedicano, ne parlo tutte le mattine. Ecco, di fatto adesso stanno pensando di tirarla via del tutto, cioè ci sono una serie di cose per cui torno alla battuta fatta prima. Qualche anno fa si parlava di anziani ed era un'opportunità, oggi quando si parla di anziani è quanto costa, e siccome abbiamo un'economia che non regge, cioè che ha difficoltà a trovare la quadra rispetto a quando nei pensionati si chiede €1 sono 16 milioni subito, e quindi il peso va, e quindi il potersi muovere su questo siamo davvero in forte. E la cosa peggiore che potrebbe capitare oggi è che ognuno dica faccio da solo, specialmente i pensionati. Cioè, mentre i lavoratori quando hanno qualche problema hanno possibilità di avere 50.000 soluzioni, tra cui farsi anche un secondo lavoro, il pensionato a una certa età quella è l'entrata che ha, con una possibilità solo che gli aumentino i costi che derivano dalla salute. Ma come si fa ad accettare, Marcuzzo, voi che trattate questo tema così delicato, di questi scrigni meravigliosi che abbiamo, che sono i nostri diversamente giovani, confrontare i 400, i 600 euro con i 40.000 euro, 60.000 euro di pensione, più pensioni, capisce che si fa fatica a digerire questa cosa. Chi come me tocca la realtà del sociale tutti i giorni e che vede le difficoltà che fanno per sopravvivere queste persone, come si fa a ignorare, a non capire che non può continuare così? Perché prima o poi il tappo scoppia, Marcuzzo. Il tappo scoppia prima o poi, inutile che se la giriamo non si sa quando, ma prima o poi il tappo scoppierà. Prego, Marcuzzo. Fino ad oggi siamo riusciti a contenerlo, quindi. Allora, però sulle pensioni è bene anche capirci, cioè uno sono le pensioni derivanti da contributi, altre sono le pensioni integrate, il resto. Certo. Quindi uno che oggi percepisce 40.000 euro è perché ha pagato contributi per 40.000 euro. Quindi non è uno scandalo che uno prenda 40.000 e l'altro ne prenda 500. Se ragioniamo, cioè la pensione è corrispettivo di contributi pagati. Perfetto. E quindi stop. Altro ragionamento è come fa uno a 60 anni, avendo lavorato una vita, e avere una pensione che non ce la fa a vivere, che è un ragionamento diverso. È come fare a mantenere la valutazione dei contributi pagati, altro è come permettere alle persone che hanno una bassa pensione a sopravvivere nel migliore dei modi. Aiuta quello che ne ha bassa. Benissimo. Perché penso che 40.000 euro, 60.000 euro o anche 20.000 euro questa persona possa
dare l'opportunità ad altri che magari hanno avuto la sfortuna di che qualcuno non gli ha pagato i contributi, no, perché non li hanno messi, di aiutare queste persone. Il problema è che la ricchezza fa diventare sordi, non molto, tutti, parecchio. ma molto sordi. Maria da Treviso, vai Maria. Sì, buongiorno. Avrei piacere di parlare a questo signore. Prima la domanda, gentilmente, di quanto sarà l'aumento un altro anno della pensione, che ho sentito che sono 20 euro e sarà 2 euro per le tasse che paghiamo, e con di più non ce la facciamo a fine mese. Io ho 500 euro e basta, e non so io cosa pensano di fare il sindacato. Fanno i ponti, fanno Cortina, sistemano tutto, però per i pensionati zero. Allora che ci lasciano le pensioni lorde e ci arrangiamo di tutto. La ringrazio, fate qualcosa perché ora di finirla. Grazie, arrivederci. Cara Maria, un grande abbraccio, sai, fate bene a chiamare, invito a posto gli ospiti. Prego Marcuzzo. Sì, Dur'è. Allora, in parte il ragionamento l'avevo fatto prima. È chi va a votare che decide se è giusto i 500 euro e fare i ponti e fare Cortina, cioè sono scelte di tipo politico in cui il sindacato non è che possa, se fanno il ponte di Messina noi potremo calcolare quanti soldi avremmo potuto mettere dall'altra parte, però non siamo noi che decidiamo. Dall'altro è che se fanno il ponte di Messina c'è anche molto lavoro per gli operai. Quindi, sì, però scusa Marcuzzo, non è che li abbiamo votati per fare il ponte di Messina, noi li abbiamo votati per fare le cose che servono. E noi come facciamo a votare le persone per bene se non abbiamo la preferenza e loro ci danno l'elenco delle persone? Questo è il tema. Non solo, ma ieri sera, se qualcuno si è guardato, credo la 7, ieri sera mi ha messo un flash dove ha parlato del ponte dello Stretto, di cosa dichiarava Salvini nel 2021 mi pare e cosa sta dichiarando oggi, l'opposto. Il ponte Messina non è possibile, non tiene, non regge, tutto il resto, e adesso è il miglior ponte di sto mondo, dobbiamo farlo nel programma. È in Sicilia. È in Sicilia. Dove ogni voto è studiato, è in Sicilia. Su quello non voglio... Non entriamo, lo diciamo, ma non entriamo. C'è un'opera di quel tipo, cioè non può non esserci coerenza rispetto a chi ci rappresenta. Io non voglio entrare dalla parte di chi è a favore o contro il ponte. Ma io voto uno perché su alcune cose mi dà degli affidamenti, il giorno dopo non li può cambiare completamente all'opposto e pensare che io sono lo stupido che non ha capito. Adriano da Campalto, vai Adriano. Intanto buongiorno a tutti e due, Mirella e il signore, perché ho appena acceso adesso la televisione e ho visto che parlate del discorso delle pensioni. Allora io sono un operaio, va bene, che ha versato per 42 anni e trovo vergognoso una cosa, ok? Si lamentano tanto che noi poveri operai, pensionati, quello che giustamente, va bene, ci troviamo in queste condizioni, va bene, di non poter aiutare il governo. Non è che noi non vogliamo aiutare il governo che dice l'economia è ferma, è ovvio che è ferma. Se tu giustamente accontenti sempre 10 milioni di miliardari che sono voti sicuri, soprattutto per quella gente lì che sta in alto, va bene, artigiani, commercianti e via di seguito, a noi non ci dà mai una mano nessuno. Trovo vergognoso una cosa, perché dopo aver versato 42 anni di marchette e ritrovarmi addirittura che devo pagare l'IRPEF, è una truffa legalizzata questa, bisogna dirlo. Questo vuol dire rubare, lo dico chiaro, rubare a uno che ha versato 42 anni di contributi. Ma non è vergognoso? Dopo dicete, ma queste persone non hanno la possibilità di questo, di quello. Per forza, dobbiamo dare sempre al governo noi, ma non c'è una volta che qualcuno, dico anche del sindacato, le passa per la testa, ehi, guarda che stai castigando, che magari quei 200, 300 euro, 400 di trattenuta che tu mi fai sulla pensione, io potrei spenderli, mi potrei comprare una televisione nuova, mi potrei comprare un frigo nuovo, una lavatrice, tante cose. Trovo vergognoso che siamo abbandonati anche
dal sindacato, perché io tante volte telefono al CGIL e dico guarda che qui non va bene. Siamo entrati in Europa perché il signor Prodi ha voluto che entrassimo in Europa. A me sta bene, ok, dobbiamo essere, però alla fine ho osservato che siamo l'unico popolo al di sotto della Grecia, perché la Grecia non ne sente più parlare della Grecia, stanno bene e noi siamo qui a domandare la carità a un governo che i soldi ci sono. Qui in Italia dovevo mettervi in testa che tra l'otto, il Superenalotto, il Grande Vinci, per cui i soldi ci sono. La benzina che è aumentata di nuovo, le sigarette che sono aumentate di nuovo. Ma dov'è che vanno incontro a noi pensionati? Qui c'è un punto di domanda che, dico la verità, mi vergogno di essere italiano. Grazie Adriano, grazie, devo andare avanti perché sono in chiusura, ma sei stato molto chiaro, ti ringrazio della telefonata. Sentiamo Alessandro Invernici se lui e i suoi ragazzi, i ragazzi in generale, pensano alla futura pensione, che se arriverà mai o non arriverà, e quanto importante è il lavoro, ecco, il rispetto della persona, il decoro della persona proprio con il lavoro. Cosa fai tu, Alessandro? Vabbè, io sono giornalista e non sono più giovane, quindi non ho voce in titolo. Insomma, non sei più giovane, lasciamo perdere, lascia perdere. Vai Alessandro, vai. Certamente, fatico io a pensare, a immaginare la pensione. Certamente oggi credo, ma questo ce l'hanno insegnato anche gli ordini professionali, servono evidentemente anche delle modalità di accumulo, di risparmio. Ecco, la cultura del consumismo certamente non aiuta la cultura del risparmio, e anche su questo penso che si possa fare una riflessione tra i giovani e con i giovani. Potrebbe essere interessante, magari una volta interveniamo su questo tema. Sì. Però certamente il futuro, più che guardare il futuro, i giovani oggi faticano alle volte addirittura ad affrontare il presente, ma perché alle volte mancano un po' le bussole, mancano un po' i riferimenti. Ecco, con questo non voglio dire che l'ho detto prima, abbiamo un grande fiducia nei confronti di questi giovani. Ieri sera eravamo in un'azienda a parlare proprio di questi temi legati alla consapevolezza, alla sicurezza stradale, e vi posso assolutamente assicurare che è stato un momento di grande futuro, di grande speranza, proprio perché quando sono autentici e quando non hanno filtri, questi giovani pensano davvero in grande, e dobbiamo far ripensare in grande questi giovani, dobbiamo tornare a farli sognare. Vedi Alessandro, sai perché ti ho detto questo? Perché bisogna che impariamo a fare prevenzione. Siccome in Italia non sappiamo mai come va a finire, come andrà a finire, che siamo un popolo molto bizzarro in tutti i sensi, ecco, forse fare prevenzione anche con i giovani, parlare di un futuro, anche quello che sarà il lavoro, ecco, le retribuzioni, non è male a mio avviso, sperando che un domani appunto il pallino passi a questi giovani, a quei bravi giovani che si interessano di politica, che si interessano del bene dell'Italia, che mi sembra che ce ne siano anche tanti. Il problema è che vediamo pochi casi positivi, vediamo molto i casi negativi, perché dividi e ti impera, questa è la verità. Però fa piacere sentire, e tu l'hai detto molto bene. Davvero, io vi posso assicurare, se volete, avrebbero molto più titolo e di interesse anche ai telespettatori, che ringrazio per la pazienza con la quale mi stanno quantomeno seguendo, ma le mie parole sono povere. Bisognerebbe davvero sentire loro e rendere sempre più protagonisti i giovani, perché guardate che c'è tanto bene che non affiora, ma ci sono tanti giovani che pensano e si impegnano al bene comune. Guarda, io li invito sempre, guarda, veramente in queste trasmissioni invito quelli positivi come sei tu, altri ragazzi che tutti i giorni ho, proprio per far capire che c'è una brava gioventù. Allora io ti saluto, ti ringrazio Alessandro Invernici di essere stati con noi, saluta tutta la squadra, sempre avanti, bravi. E andiamo a vedere invece questo servizio che mi interessa, per capire anche che così non si può andare avanti. Andiamo a Este perché sono senza medico. Ecco, abbiamo queste persone che non hanno ancora il medico di base, sono molto preoccupate. Andiamo a sentire, vediamo il servizio e poi salutiamo anche Franco Marcuzzo.
La mancanza di medici è una piaga che ha investito anche il quartiere Meggiaro di Este. Qualche giorno fa, infatti, il 31 ottobre per la precisione, il medico di base in carica è andato in pensione e ora circa 1500 persone si trovano senza un professionista a cui rivolgersi. Per tamponare la situazione, l'ULSEI ha inviato una comunicazione dove invita a cercare un altro medico autonomamente o a rivolgersi alla continuità assistenziale diurna in una struttura provvisoria, un container. Sistemazione che ha fatto discutere non poco. Su questo aspetto, visto le sollecitudini di alcuni cittadini, ho già scritto al direttore generale dell'USL e ai suoi collaboratori, chiedendo un incontro per aggiornamenti su questa situazione e anche per valutare assieme, dando la disponibilità del Comune, di trovare un luogo alternativo al container che è in via San Fermo, perlomeno nei periodi diurni in cui la Guardia Medica svolge attività al posto della medicina di passo. I disagi causati dalla carenza di personale medico sono ormai all'ordine del giorno e a rimetterci sono soprattutto le persone più fragili. Noi siamo a massima disposizione come amministrazione per supportarli in tutte queste attività e cercare di far fronte con loro a queste problematiche logistiche di contatto conoscitive. C'è un tema più generale sanitario che chiaramente i comuni non sono in grado di affrontare, devo dire che la disponibilità in tante situazioni del SLUL è stata forte, però qua penso che ci sia a livello proprio più alto una pianificazione sbagliata e anche un tema su cui deve riflettere con molta attenzione. Adesso ci sarà un cambio di governo in regione, mi auguro che venga presa in considerazione una visione della sanità un po' più diversa. Allora, sentiamo Franco Marcuzzo come chiude, come commenta questo servizio, che io chiuderei con due parole: prevenzione e programmazione. Date di nascita ci sono, si sa, però qualcuno ci è girato da un'altra parte. Prego. No, diciamo che sul discorso dei medici è un tema che è collegato al discorso di prima, quindi la carenza di medici sta creando una serie di problematiche, per cui la sostituzione dei medici, che la cosa sia programmabile, sì, data di nascita. E credo che in qualsiasi carta di assunzione c'è scritto nato e quando è il periodo, e quindi credo che l'arrivare all'ultimo periodo magari potrebbero anche creare condizioni di un maggiore preavviso rispetto alla situazione, in modo da creare le condizioni per cui la gente con tranquillità possa decidere, però bisogna conoscere anche la casistica e quindi rischierei di... però capita un po' dappertutto e capita anche qua. Fermo un secondo perché abbiamo Sabrina da Padova in linea. Ciao Sabrina. Ciao, buongiorno Mirella, salve, buongiorno. Niente, io avrei qualche problema a livello di casa. Come le spiego, abito in affitto e in un comune appunto della provincia di Padova e il 31 di novembre mi scade il contratto dopo 8 anni appunto di affitto. Il problema è semplicissimo, non ci sono case, appartamenti in affitto a un prezzo adeguato, nel senso che per un affitto adesso si va a 1.200, 1.500 ed è allucinante perché lo stipendio medio di una persona si aggira ai 1.000, 1.200, 1.500 e uno come fa a pagare l'affitto e a vivere? E questo è il problema. Ma hai lo sfratto, Sabrina, hai lo sfratto? No, non ho lo sfratto, ma mi scade il contratto il 31 di novembre e io non so dove andare. È quello il problema. Io ho parlato con il comune, l'assistente sociale, ma non vedo nulla, non vedo che facciano nulla. Vivi da sola, Sabrina, vivi da sola? No, vivo con il mio compagno da una vita e mia figlia che ha 17 anni. E, tra l'altro lui lavora, ma io a 48 anni trovo lavori a tempi determinati, quindi per tot mesi e dopodiché ciaone. Come si fa? È quello il problema, come si fa? La dignità dell'essere umano non c'è. Io sotto un ponte non ci vado,
non ci vado, non è giusto, ma per nessuno. Io chiedo cosa si può fare. Grazie Sabrina, sentiamo, perché sono in chiusura Sabrina, sentiamo come risponde Marcuzzo, perché uno dei tanti casi che alla Mirella tutte le mattine capitano, sente, cerca di aiutare in qualche maniera. Chi può rivolgersi, Sabrina? A quelli che si è rivolta, cioè Comune, Atter, quelle sono le condizioni. A Treviso come sindacato ci abbiamo provato insieme alla Fondazione di Comunità, abbiamo fatto un protocollo dove le fondazioni di comunità si rende un po' garante per agevolare chi ha case in proprietà di metterle in affitto. Oggi gli affitti sono alti perché siccome è alta la domanda e poca l'offerta, i prezzi vanno su. Questo era un tentativo quindi di dare una maggiore garanzia, è una cosa agli albori, quindi non è ancora, di dare garanzia alle persone perché si affittano, c'è qualcuno che interviene a darti una mano in caso di, questo dovrebbe in teoria dare la possibilità di risposta alle persone, anche, però sono tentativi che facciamo. Ma giustamente poi queste no, persone... è drammatica la cosa che sta dicendo. Marcuzzo, il problema è che queste persone... Perlomeno, almeno sono in due, ma che non è una giustificazione. Marcuzzo, il problema è che cosa fanno queste persone? Perché poi la risposta è: come voi ne abbiamo tanti, dovete arrangiarvi, dovete cercare di trovare, ma dove? Ma sono bussate a tutte le porte. Allora le persone che muoiono in strada sono persone che lavorano, che dormono in strada o che muoiono, anche muoiono a volte, che dormono in strada, sono persone anche che lavorano e che non riescono a trovare una casa. Noi abbiamo appartamenti chiusi. Ieri diceva un esperto immobiliare che chi chiede l'appartamento chiuso per un dato periodo va penalizzato, deve assolutamente cercare di mettere in affitto questa casa, perché ci sono anche delle persone per bene. È una cosa che si potrebbe fare, secondo lei, Marcuzzo? Dipende dalla tipologia anche di abitazione. Cioè, se io ho ereditato la casa di mia nonna che è mezza dilocata, figura come casa disponibile ma non è abitabile, cioè, perché molte case sono anche così, e quindi il costo di ristrutturazione magari... L'altro aspetto è io faccio fatica, se ho la singola casa faccio fatica ad affittarla perché quando l'ho affittata non so mai come va a finire. Cioè ci sono temi e là per quello abbiamo fatto l'accordo con la Fondazione di Comunità. Altro aspetto è chi fa speculazione, cioè chi costruisce condomini e li lascia chiusi. Beh, insomma, in quel caso credo che mettere come vincolo nelle concessioni edilizie che quelle case debbano essere affittate, credo possa essere un modo su cui poter intervenire. Adesso, non conosco la legge in materia, ma sono io che do la concessione edilizia, insomma, e non la do per speculazione. Cioè quando io do una concessione edilizia tiro via terreno, cioè faccio un cambiamento d'uso da terreno agricolo, quello che è, ad abitativo, e quindi cambiamento d'uso, ma non per speculare, perché da una condizione di ricchezza si passa a un'altra condizione di ricchezza, non di povertà. Allora andiamo a vedere anche cos'è successo ieri, questo diversamente giovane che ha sparato. È successo il finimondo perché lui ha cercato di difendersi. Andiamo a vedere questo servizio indagini, anziano spara ai ladri a Padova, fatalità. Scusi, sì. Non vuole raccontarci. Vabbè, abbiamo solo chiesto. È scosso e non ha voglia di parlare l'imprenditore di Grignano Polesine che ha affrontato i ladri entrati nella sua proprietà sparando un colpo di pistola e ferendo probabilmente uno di loro. E il giorno dopo la comunità della frazione di Rovigo, 4.000 residenti, è con lui manifestando comprensione e solidarietà. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi, erano le 18:30 e ora è caccia all'uomo per individuare i 3 responsabili dell'irruzione. Ormai il nord-est è diventato come Milano, Torino, uguale. Se è spaventato, normale. Se c'è la famiglia dentro questa casa sarebbe anche giusto. Invece se spara e li uccide, mettono in galera lui. Preoccupati, insomma, sì, quando si sentono queste cose la preoccupazione c'è sempre, ecco, però voglio dire,
finché non ti tocca va anche bene, dopo quando chi tocca, poveretti, insomma, capisco il loro stato d'animo. Arrivare a sparare addirittura. Insomma, quando uno ti viene in casa non sai mica chi ti viene dentro, cosa ti può fare, cosa non ti può fare. La prima cosa che uno pensa è quella di difendersi. L'uomo, che si è trasferito a Grignano pochi anni fa, non è molto conosciuto in paese. Avrebbe subito altri 3 furti nella sua abitazione, in questa frazione di Rovigo. Non si sa mai come uno reagisce, l'adrenalina, la paura, la tensione, tante cose. Lì è difficile capire e dare, cioè sparare è sempre estremo, però comunque va capita un attimo la situazione. Spero che l'abbia preso anche perché stanno rompendo un po', tanto poi cosa succede? Niente. Se riprendono veramente non gli fa niente. I dati raccontano di una provincia, per quanto riguarda i furti in abitazione, con il maggiore aumento a livello nazionale e al 10° posto in Italia anche per numero di furti in casa rispetto alla popolazione, oltre 40 per ogni 10.000 abitanti, e parliamo solo di quelli denunciati dai proprietari. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea. Ciao Vladimiro. Ciao, vado velocissimo Mirella, non parlo del Grignano, no, il tuo ospite poco fa ha detto una frase molto bella, cioè ha detto che una persona che ha messo giù contributi nella vita da lavoro per avere 40.000 euro di pensione, giustamente deve avere una pensione di 40.000 euro, perché altre persone ragionano in maniera diversa. Allora, quando si parla degli attuali pensionati, si parla di realtà di vita di 20, 30, 40, anche 50 anni fa. Allora, cos'è? 2 tipi di pensioni che non funzionano, diciamo così, cos'è? Quei sociali, cioè che non arrivano da contributi, e quelle basse che arrivano da contributi comunque. Tutte e 2 le cose, secondo me però, deriva da una gestione politica passata sbagliata, perché se tollerà spesso che delle persone potessero vivere senza lavorare, tanto dopo ti dà la pensione ugualmente. Oppure se una persona che lavora 42 anni e se trova una pensione bassa, vuol dire che avrà anche avuto uno stipendio basso, ma uno stipendio che arrivava dal contratto, e il contratto lo firma il padrone, ma anche il sindacato. Cioè, chiudo, voglio arrivare a dire una cosa, che purtroppo noi stiamo pagando una gestione politica generale passata che non puntava tanto a gestire bene la società perché funzionasse, che puntasse ogni volta alla soluzione migliore da migliorare quella dopo, ma era molto una mentalità molto assistenzialistica e anche molto politicizzata. Giustamente che parlare ospite del ponte di Messina, ma che se uno vuole fare un paragone, che se anche il bonus 110%, che già porta via ancora più schei e se andrà in tasca ai ricchi. Cioè, mi quello che dicono è che finché in Italia abbiamo delle persone che fa le scelte e gestisce la politica, che ancora oggi, se barcamena tra un eccesso o del liberalismo, tipo il discorso che viene fuori, non ti paghi per 2 mesi l'affitto per strada, è incredibile, oppure anche nel senso, cioè assistenzialistico, oppure eccessivamente politicizzato. Io mi sento dire che il leader Landini e il leader del CGIL lo vedo più come un esagitato attivista politico che lavora per far cascare un governo, piuttosto come che era una volta un pacato e ragionevole leader sindacale che ragiona per arrivare ogni volta a una soluzione migliore possibile per le sue persone, ragionando che quella volta dopo se andrà a migliorare. Ecco, finché in entrambe le parti prevale questo modo di ragionare, non andrà mai bene cose, ma è anche inutile dopo lamentarsi. Il tuo ospite sicuramente si ricorderà che non è passato tanti anni, ma 10 anni a dir tanto, che era la CGIL di Venezia, Padova, che ancora lottava per avere una pensione a quota 95, che vuol dire 35 anni di contributi universali e 60 anni di lavoro, e diceva che assolutamente era sostenibile. Ecco, se con questo modo di fare politica, se lei accompagna dalla parte opposta da una roba uguale e contraria, non si va da nessuna parte. Cioè, bisogna smettere con la mentalità assistenzialistica, ma anche eccessivamente politica. Oggi il sindacato, e in particolare, mi sento di dire a CGIL, che quando che c'è una qualsiasi riforma o proposta governativa è per scontato. La CGIL grazie, basta, perché devo andare in pubblicità perché ho
forato. Grazie, poi ti risponderà il nostro Franco Marcuzzo, segretario generale CISL del Treviso Belluno, però adesso devo andare in pubblicità. Sentiamo come risponde Franco Marcuzzo, segretario generale CISL Belluno Treviso, al nostro Vladimiro da Rovigo. Per buona parte posso dire che sono d'accordo con lui, cioè, quando parlavo di 40.000 non sto dicendo è giusto e sbagliato il resto, cioè, è un giudizio tecnico, quindi la pensione è un corrispettivo dei contributi, se ci sono contributi pagati quella è la pensione. La regola va bene o no? Quella è la regola, quindi poi possiamo discutere se è giusta o sbagliata. Su alcune cose delle pensioni, credo che insomma, potremmo anche dirla, è una vita che stiamo chiedendo la separazione tra l'assistenza e la previdenza, che non è poca cosa. L'altro aspetto con cui stiamo un po' sempre affannosi su queste cose qua è che gli enti quando hanno grosse difficoltà vengono tutti scaricati all'INPS. Io uso come esempio il fondo dei piloti d'aereo. Una volta avevano condizioni astronomiche perché c'erano negli anni pochi piloti, cioè tanti piloti negli anni 60 hanno iniziato il trasporto aereo, pochissime pensioni e quindi tanti contributi che entrano, pensioni da Dio. Quando questi qua hanno cominciato ad andare in pensione, quando questi hanno cominciato ad andare in pensione, il fondo pensione non regge e quindi entrano all'INPS. Queste sono cose su cui insomma è una delle tante. Segretario, non pensa che forse un sindacato molto unito, ad esempio sul tema speculazione, visto che abbiamo anche i nomi e cognomi di chi sono, possa portare dei risultati veramente molto importanti? Noi abbiamo anche un intervento, che il tema speculazione sia importante, questo sicuro, però come sindacato dobbiamo ritornare un po' alle nostre condizioni, alle nostre radici, insomma, quindi noi possiamo mettere mano sulle cose su cui abbiamo pertinenza. Una delle cose su cui abbiamo fatto battaglia, ad esempio, è le gare a massimo ribasso negli appalti. Questo ha provocato delle condizioni disastrose in giro. Dove il massimo ribasso vuol dire che vai a toccare sul vivo delle persone, insomma, quindi con le cose che sono capitate in tutti i modi. Quindi, quelle sono le cose con cui noi possiamo quindi creare le condizioni perché non si utilizzi strumenti di questo tipo per specularci sopra. In parte ci stiamo riuscendo, non siamo ancora del tutto, però siamo sulla buona strada su questo. Le speculazioni in termini generali è più un onere che spetta alla politica, quindi, però il tema è sempre quello, insomma, quindi noi non siamo un organo elettivo, un organo decisionale, noi siamo un organo di rappresentanza particolare, quindi rappresentiamo lavoratori dipendenti e pensionati, tentiamo di metterci impegno per promuovere il massimo di tutele possibili, insomma, quindi l'impegno ce lo mettiamo, ma non siamo erga omnes, non siamo noi che facciamo le leggi, non siamo noi, però siamo quelli che possono in qualche maniera condizionare il resto. E condizionare, perché i numeri possono condizionare e voi avete i numeri. È come quando ho i sindaci, che dico, per me siete troppo tiepidi, perché voi avete gli eserciti, che sono i cittadini che vi hanno veramente dato questo potere. Volete unire le forze e far capire che avete degli eserciti importanti? Perché ci sono sempre le divisioni, l'abbiamo sentito anche questa mattina, la visibilità, l'importanza di far parte di certi cerchi magici, avere economicamente molte più risorse, e questo fa sì che poi le divisioni fanno sì che dividi e ti impera. Quello che però dobbiamo capire è cosa sta succedendo anche in termini di furti, perché è giusto anche capire che uno può andare anche via di testa. Sentiamo cosa dice anche il sindaco che difende questo anziano, il sindaco di Rovigo. Prima abbiamo la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, volevo solo che chiederti che una persona oggi in televisione, una bella signora rossa, compie gli anni. Grazie Giusy, me li hanno fatti, grazie. Ti ho anche nominato prima, che ti ho ringraziato per ieri che sei venuta, così ho preso un po' di caffè. Grazie cara Giusy. Niente, ciao. Grazie, saluta anche Alfonso Caris, e mi vuol bene, voi venite a fare. Allora andiamo a vedere il sindaco di Rovigo cosa dice in merito a questa sparatoria di questo anziano.
È una vicenda molto triste che conferma che in città c'è effettivamente anche nelle frazioni qualche problema. Il sindaco di Rovigo commenta così la vicenda avvenuta nella frazione di Grignano Polesine, con il padrone di casa che spara all'indirizzo dei ladri, e come hanno fatto molti concittadini anche lei esprime solidarietà e comprensione. Voglio esprimere la mia totale, piena e illimitata solidarietà al signore che ieri sera è stato vittima di questa incursione in casa sua e che ha avuto questa umanissima reazione di difesa, di legittima difesa. Intanto nel Polesine e a Rovigo i dati confermano l'aumento di furti e reati predatori. La proprietà privata è sacra e questo signore non ha fatto altro che difendere se stesso e la propria famiglia. Mi risulta poi che fosse la terza volta che subiva questo tipo di affronto. Chi subisce dei furti in casa propria si sente violato nel proprio intimo. Credo che la reazione di questo signore sia la reazione più normale che ci potesse essere. Il primo cittadino invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine, molto presenti a Rovigo, e a denunciare sempre i reati e i comportamenti sospetti. Come atti concreti l'amministrazione ha dotato gli agenti della polizia locale di bodycam. Nei prossimi giorni attiverà il turno serale e ha avviato l'addestramento all'uso del taser. Li abbiamo dotati di bodycam, di taser. Sono tutti strumenti che aiutano anche i nostri uomini ad essere nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre frazioni. E dopo l'omicidio del luglio scorso, vari accoltellamenti e risse, furti e scippi agli anziani, l'ultimo nelle scorse ore in centro, il sindaco non si nasconde. Sì, sono preoccupata. Sono tutte ferite che segnano la percezione della sicurezza, ma non è solo la percezione della sicurezza qua che viene messa in discussione, è proprio, mi pare, di fronte a questi fatti, la sicurezza concreta, e quindi sono molto preoccupata. Intanto ringrazio Paola e Carolina per gli auguri, grazie veramente, tutti quelli che il telefono che va alla grande. Quello che volevo dire a Franco Marcuzzo, ma siamo proprio in chiusura, che tra truffe, rapine, furti, accoltellamenti non se ne può più, e soprattutto le fragilità che non sono protette. Ecco, qua anche il sindacato dovrà capire che la sicurezza a 360 gradi deve assolutamente arrivare da parte di qualcuno. Marcuzzo, come ci saluta? Velocissimo minuto. Intanto facendoti gli auguri ancora, rinnovandoli, che insomma credo che oggi abbiamo avuto anche un buon esempio di quanto la gente ti vuole bene, e questo è a merito. Mi ha detto che sono 10 anni che fai questa trasmissione, quindi credo che abbiamo avuto tutti modo di apprezzarti il resto. Ringrazio voi per avermi sopportato per 2 ore, insomma, spero di essere stato utile nelle cose che vi ho detto. Il tema era molto intrigante. La cosa che vi diciamo è che siamo impegnati almeno per quanto ci riguarda, come sindacato, come organizzazione, rispetto al governo, sì, sto chiudendo, rispetto alla legge finanziaria, speriamo di riuscire a migliorare le condizioni sulle rivalutazioni delle pensioni, che è una cosa che stiamo aspettando un po' tutti. Grazie a tutti. Grazie a Franco Marcuzzo, segretario generale CISL Belluno Treviso, di essere stato con noi, ma il tema era interessante. Quando li prendo e li inchiodo nella sedia, perché voi avete le risposte, e adesso andiamo a vedere l'aiuto di Mirella, a chi è andato il vostro aiuto. Grazie. Ciao grande famiglia, oggi siamo ancora una volta negli studi di Rete Veneta, perché daremo qui l'assegno. E a chi lo daremo questa settimana? Venite a vedere. Ecco qua. Qui siamo vicino a questa coppia che voi avete già conosciuto, che sono venuti in trasmissione. Irene è ammalata, ha dei grossi problemi, lui non lavora e non ce la fanno a vivere. Hanno anche uno sfratto che, se non paghiamo qualche affitto, non so cosa succederà. Lei non vuole andare su una strada. Allora, iniziamo subito da Jean-Pierre. Cosa è successo, Jean-Pierre? Niente, purtroppo mia moglie si è ammalata di reni, ha avuto 2 trapianti di reni, di quali uno è andato male. Adesso ho dovuto mollare il lavoro 4 anni fa per stare vicino a mia moglie, perché ne aveva molto bisogno, sperando che lo Stato mi aiutava con 30 anni di servizio, e invece ho 59 anni, adesso sono veramente in crisi completamente. E non stai bene neanche tu, perché tu hai un inizio di Parkinson. Sì, da bambino mi hanno trovato questo Parkinson, che è un
poi una volta degenera direttamente, vuoti grandissimi di memoria, ricordarmi i nomi o le vie o altre cose. Ascolta Jean-Pierre, ma pensavi di una coppia così bella, così unita, di finire così? Perché voi avevate anche un appartamento, però anche là è arrivata una truffa. Sì, ora prima truffa è stato il cuore che abbiamo io e mia moglie, che quando vediamo persone in difficoltà, sapendo cos'è la difficoltà, aiutiamo le persone. Seconda, abbiamo avuto una truffa perché abbiamo comprato un locale pensando il nostro futuro, ho versato 40.000 euro, dopo c'è stata una truffa, il locale costava 100.000 euro, 60.000 euro dovevamo pagarli in 5 o 6 anni, e invece appena dati i soldi, dopo un mese ci hanno telefonato che volevano tutti 60.000 euro nel momento Perché poi succede anche questo, cioè quando piove dentro, piove dappertutto, proprio si allaga la casa, come in questi giorni, infatti loro hanno avuto anche la casa allagata, perché non c'è mai abbastanza al peggio. Sono molto fragili queste persone, sono delicate, sono gli avvoltoi in giro che non vedono l'ora di trovare queste persone, proprio per depredarli di tutto quel poco che a loro rimane, perché queste persone ci sono in giro e poi fanno i VIP magari queste persone. Allora Irene, tu cos'è che vuoi dire? Come stai? Io non sto bene. Scusate, non sto bene perché ho tanti problemi e io ho paura di andare via di casa. Tu hai paura di finire su una strada, hai detto quella sera in trasmissione. Io non voglio finire in una strada. No, io non voglio finire su una strada, sperando di avere una possibilità di trovare una casa un po' che mi stia bene a me, che mi stia bene anche a mio marito, a tutte e due. E soprattutto un lavoro anche per tuo marito? Sì, anche per mio marito un lavoro qualsiasi cosa. Secondo te Irene sarebbe utile il reddito di cittadinanza che tanti criticano, e invece io sono a favore di questo reddito di cittadinanza, specialmente per coppie come voi all'interno di un percorso di lavoro? No, non lo so questo, ma penso di sì, perché certe persone che hanno bisogno come noi, penso che anche altre persone hanno bisogno di questo aiuto molto grande, molto speciale. Allora, voi non lo sapete, ma io che vi seguo da un periodo, allora lui è come suo angelo custode, non la lascia un secondo, perché lei purtroppo ha dei grossi problemi di salute, però è un angelo che vuole molto bene a questa donna, lei vuole molto bene a questo uomo, però cos'è che manca? Cioè non si può vivere due cuori una capanna, ci vogliono soldi per vivere. Allora guarda Irene, noi intanto ti diamo un sostegno. Qua. Allora, questo è l'assegno che voi, grande famiglia, grazie ai vostri contributi che ci avete donato in questi anni, riusciamo a far ispirare queste persone, perché loro con questi soldi pagheranno l'affitto, perché sono 2 mesi, 3 di arretrati, perciò noi daremo la possibilità almeno di far stare tranquilla Irene, che non sarà su una strada, perché voi sapete che quando voi pagate anche solo una rata di affitto, il giudice è clemente, nel senso che dice beh, questi hanno buona volontà, aspettiamo prima che arrivi lo sfratto. Allora ecco qua Irene, questo è l'assegno della grande famiglia, io so che te lo meriti perché sei una persona per bene, come lo è Jean-Pierre, purtroppo molto fragili, anche molto ingenui, ma uno nasce anche così e poi la vita riserva queste cose. Io vi ringrazio, vi saluto, cosa vuoi dire Irene? Io dico solamente grazie di tutto e grazie a te Mirella che ci aiuti tanto. E tu cosa vuoi dire alla grande famiglia? Grazie di tutto quello che fate, è un dono che fate meraviglioso per tutte le persone che hanno bisogno. E anch'io vi dico grazie, cosa farei senza di voi? Ciao!